Buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda puntata di Empire of the Twin Suns, l'impero dei soli gemelli. L'impero dei soli gemelli, la rubrica appunto settimanale, miniserie in 3 puntate, in cui andiamo ad analizzare la prima, forse unica, chi lo sa, stagione di Star Wars Visions. La volta scorsa, insieme al signor Giacomo, abbiamo analizzato gli episodi 1, 2 e 3. Quest'oggi analizzeremo 4, 5 e 6 insieme a un ospite che avete già visto senza dubbio dalla thumbnail, ma vi presento tra un attimo. Intanto prima provvedo a salutare la chat, quindi ciao Stefani, ciao Giovanni, ciao Darth Dand. Buonasera, ho dovuto recuperare la scorsa diretta in differita perché non avevo ancora iniziato la serie, ma stavolta si segue in diretta, ottimo. Ciao Raghi, ciao Christian, grazie come sempre per i 2 euro, generosissimo. Ciao Jabba the Jack, ciao Trampot, Gianluca, Beef Trifola, Raghi dice che la sigla è impareggiabile, ciao Alessio e ciao Filippo. Vi presento dunque l'ospite di questa sera, una vecchia conoscenza, eccolo qui, Emilio Valotti di The Unbounce. Buonasera, ciao Deboz, buonasera a tutti, sempre un piacere essere qui con Star Wars, libri e comics, questa volta per parlare di Vision, per l'appunto episodio 4, 5 e 6. Mi ha preceduto il bravissimo signor Giacomo, che quindi ha parlato dei primi 3, e oggi parleremo della seconda tripletta. Sì, con il signor Giacomo sostanzialmente abbiamo commentato la trilogia prequel di Visions, oggi la trilogia originale di Visions e poi prossima settimana con un ospite che vi sveleremo la trilogia sequel, chiamiamoli così. Allora, prima di passare proprio a commentare gli episodi singoli, insomma uno per uno, ti chiedo come sei messo con la serie, quanti ne hai visti, come ti sta sembrando finora, un commento generale insomma. Ne ho visti 4,5 su 9, cioè ho visto i 3 che parleremo questa sera, giustamente. Ho visto il primo e metà circa del secondo. Sono rimasto un po' indietro, non ce l'ho fatta in questi giorni ragazzi a recuperare, quindi sono diciamo a metà. E grosso modo devo dire che mi sta piacendo. C'erano alcuni episodi che pensavo un po' più brutti o comunque che non mi avrebbero intrattenuto, soprattutto uno della tripletta che devo parlare oggi, quindi poi entriamo nell'analisi più diretta. Non mi convinceva dal trailer e invece devo ammettere che mi ha entusiasmato, mi è piaciuto. L'unica cosa è che, parlo poi a livello personale, faccio fatica a seguirla e mi aiuta molto la durata, perché comunque è capitato qualche episodio che mi son detto: "Ma quanto dura? Vabbè dai, non dura tanto, non lo chiudo". Altrimenti sapendo che è antologico, quindi che posso saltarlo, se non dovessi poi parlarne qui con voi o comunque sapere un po' il contesto per altre dirette, alcuni ammetto che li salterei. Altre stagioni le faranno, non le faranno? È possibile. Ce le vedrei anche altre 2 stagioni da 9 episodi, quindi facciamo una tripletta anche lì da 9 episodi l'una, ma è un po' altalenante per quello che ho visto. Cioè certe volte è bellissimo a livello grafico, abbiamo degli studi completamente opposti tra loro. Altre volte non li ho così apprezzati, perché comunque anche se non li ho visti tutti e 9, comunque ho già visto scorci degli altri episodi o comunque, la trama la so più o meno. Quindi non mi sembra che abbia un livello qualitativo sempre costante, già in quei 4 e mezzo che ho visto. E quindi vediamo. Sono comunque è un esperimento curioso, quindi sarei curioso di vedere una seconda stagione, se vanno a migliorare qualcosina. Devo elogiare le musiche. Le musiche, comunque le atmosfere che sanno ricreare e donare, recupera molto l'anime, la cultura orientale, tra cui anche le storie, in cui per ora ho visto che il richiamo comune è la forza, il legame comunque a, questa energia che lega tutti e mi affascina perché ho sempre detto Star Wars è un po' la mitologia, diciamo degli ultimi 40 anni, potrebbe essere la mitologia futura con Vader che era questa figura oscura, abbiamo molto gli archetipi di personaggi e quindi mi sono sempre chiesto: "Sì, facciamolo." Cioè una mitologia internazionale in cui tutti gli americani han messo la loro visione. Poi è bello vedere anche quelle di altre culture. E quindi qui che si incontrano con la giapponese
è un esperimento interessante, ma che vorrei vedere approfondito sotto altri aspetti. E il fatto che gli episodi siano sconnessi tra loro, per l'appunto che sono antologici, forse mi lascia lì per dire: "Okay, questo episodio mi è piaciuto molto, mi rimarrà impresso, magari me lo rivedo. Quest'altro in futuro non ci tornerò". E quindi è un po' il peso della bilancia che fa pesare su quell'aspetto, sul fatto che è tralasciabile e che in futuro magari su 9 ricorderemo soltanto 2, 3 episodi, in base poi alla soggettività. Mh-mh. Sì, tra l'altro su quest'ultima affermazione sono d'accordo in effetti. Probabilmente non tutti e 9 rimarranno nella memoria collettiva, insomma, dei fan di Star Wars, perlomeno magari nessuno, magari invece, tanti, 4, 5, magari 2, insomma vedremo. Io penso sì che un paio potrebbero rimanere comunque, ora non dico, insomma ascendere al rango, no, di chissà quale grande opera, però comunque, no, rimanere nella memoria, per cui poi si penserà: "Ah sì, quella serie che aveva quei 2 episodi lì, sì bello", no, quello ci potrebbe stare. Tra l'altro sono anche convinto che sia stato un po' un banco di prova Mh-mh. per testare eventuali storie che possono essere portate avanti o meno, perché non è un caso, secondo me, che le dichiarazioni anche dei produttori siano state: "Eh sì, vedremo, insomma, questa serie non è canonica, ma vedremo se qualcosa potrà essere ripescato nel canone perché avrà successo", eccetera. Quindi non mi stupirei neanche troppo, poi alla fin fine, canonica o non canonica, l'importante è che sia una storia bella, questa senza dubbio. Non mi stupirei neanche troppo se dovessimo vedere, non so, una serie, per dire, dedicata al mondo del duello, che tra l'altro ha già un romanzo, quindi è già in qualche modo espanso il suo universo, che è un universo alternativo, ma adesso non sto naturalmente a parlarne troppo, l'abbiamo già fatto la volta scorsa. Comunque, un Quello universo da quella che ho alternativo. visto è la più interessante quella, cioè a livello proprio Mh-mh. visivo, comunque, di richiamo anche musicale, eccetera, voglio vedere effettivamente il mondo che c'è dietro, perché Mh-mh. per quanto l'idea sia un po' riciclata o comunque diciamo che torni sul cinema di Kurosawa, che abbiamo già Sì. visto citato da George Lucas, citato da Filoni più volte in serie TV, in serie animate, lo vediamo anche qui, però è quello che ho trovato a livello animato il più interessante. È Quindi un è po' un un ritorno banco di alle prova origini. riuscito. Esatto. Mh-mh. È un po' un ritorno alle origini, sì. E quindi secondo me qualcosina potremmo rivederla. Ad esempio, io troverei anche molto interessante, una serie o comunque una storia che andasse a proseguire le vicende del nono Jedi, di cui parliamo poi oggi. Quello è molto interessante e tra l'altro permette una grande libertà creativa perché è ambientato probabilmente millenni nel futuro, quindi molto, molto, molto intrigante, devo dire, sì. E quella infatti è la mia seconda storia preferita. Ecco. Quella è partita un pochettino ero un po' titubante. Dicevo: Mh-mh. "Dov'è che vuole andare a parare?" E poi invece terminato ho detto: "No, questa è bella, interessante, Sì. propone effettivamente spazi proprio di fantasia." Io stesso ero lì a chiedermi: "Ma adesso cos'è che potrebbe succedere?" E sono quelle 2 o 3 come banco di prova che potrebbero aprire non so se sarei convinto su serie troppo lunghe, però No, miniserie ma diciamo sì, che sì. iniziano e finiscono con questo stile, tra l'altro molto affascinante. Anche ad esempio, non so, anche solo una miniserie a fumetti, per dire, comunque qualcosina sì, 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 potrebbe essere interessante. Detto questo, riassumo un attimo per te soprattutto e anche per chi del pubblico magari si è perso la live della volta scorsa, riassumo un po' il mio parere, che tra l'altro si è anche un po' evoluto rispetto alla scorsa puntata. Quindi, dunque, in generale, devo dire che secondo me è un esperimento riuscito, quello di Visions. Cioè, onestamente mi aspettavo di peggio, anche se speravo in bene, ma temevo in male, ecco. Quindi comunque, temevo appunto che potesse essere qualcosa di molto, molto dimenticabile, no, qualcosa di anche un po' magari trash, o comunque, non granché, soprattutto, dal punto di vista magari anche proprio della mitologia dell'universo di Star Wars.
Invece devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito, piacevolmente sorpreso. Una cosa su cui sono d'accordo con te è che è un po' pesante, nel senso, probabilmente, dicevamo anche col signor Giacomo la stessa cosa, ma l'abbiamo detto anche in Facce di Nerd, quindi probabilmente insomma è qualcosa di abbastanza sentito. Ho il dubbio che sia forse in qualche modo anche solo uno stile, anche solo magari lo stile di animazione, gli stili, perché poi sono tanti diversi, o anche, non so, in qualche modo uno stile narrativo a cui non siamo così abituati, in primis, e in secondo luogo anche una narrazione comunque molto densa, perché sono veramente brevi questi episodi, ma contengono comunque tanta storia. E quindi vedere magari un episodio da un quarto d'ora, 20 minuti, risulta comunque impegnativo, no? Diciamo, c'è bisogno di di rimanere concentrati, ecco, sul pezzo. Quindi può essere che le motivazioni siano queste. Per il resto, riguardo al filo conduttore, oltre che alla forza, sicuramente ci sono sicuramente le spade laser e i cristalli Kyber, e quello anche molto apprezzato, perché effettivamente io mi immagino anche che abbiano ragionato e si siano detti qual è la prima cosa a cui si pensa, no? Quando si pensa a Star Wars, le spade laser, perché è qualcosa di veramente inconfondibile, no? E quindi penso che abbiano colto nel segno, no? Prendendo quello che è proprio l'elemento più iconico della saga e elaborandolo a modo loro. Vedremo anche oggi appunto che ci sono comunque delle interpretazioni un po' diverse da quelle che conosciamo, sia a livello canonico sia a livello Legends, insomma hanno mostrato appunto le loro visioni. Non a caso il titolo è molto molto azzeccato, direi. Sono visioni, no? Sono suggestioni, sono ciò che suscita in questi creativi, insomma, il nome di Star Wars. Quindi è un esperimento molto interessante, sì, ma come si dice, no, a volte, una città bella ma non ci vivrei, ecco, interessante, ma non lo ripeterei troppe volte, troppo spesso, ecco. Magari mi focalizzerei su quello che è riuscito meglio, appunto. Esatto, son d'accordo. Ma forse anche della stanchezza, ad esempio, il primo episodio non l'ho percepita. Invece il quarto, La sposa del villaggio, cavolo, il primo che ho iniziato a vedere, ho detto: "Ah, pesante questa serie", molto pesante, perché comunque ha un ritmo iniziale molto lento. Non capivo bene dove, volesse arrivare a parare, dal titolo, riguardo il titolo, riguardo comunque la presentazione dei personaggi e tutto il resto, e quindi quello a livello narrativo l'ho percepito più pesante. Non mi è piaciuto troppo a livello grafico, a livello di disegni, c'erano molte immagini che belle l'ambiente, belle il mondo su cui si tiene tutto, ma i disegni poi dei personaggi, tranne qualcuno principale o alla fine, che alla fine effettivamente sono rimasto incollato, ma questo inizio qui che è molto pesantino. Mm-hmm. E forse l'inizio per tutti e 3 di quelli che parleremo poi stasera, è quello che più ti dici: "Va bene, devi iniziare, devi metterti le basi", poi quando decolla, decolla in realtà, perché quando Sì, superi sì, quello sì. scoglio iniziale, poi verso la seconda metà vai, viaggi ed entri in questo nuovo mondo. Non so neanche se perché, essendo che nuovo esperimento, comunque inizi a cercare dei punti di riferimento. La sposa nel villaggio, vedi il droide sonda e quindi dici più o meno: "Ah, okay, siamo qui, abbiamo dei richiami", li cerchi a livello canonico, Sì, però sai sì. che non è canonico, ma di timeline vuoi cercare di avere un punto di riferimento, più o meno dire: "È dopo la guerra dei cloni, è prima, Sì. è molto più avanti". Cioè la mente tende a fare questo controllo, diciamo, questa ricerca Sì, sì, nell'immagine che stai anche guardando. io devo dire, sì. E quindi forse quello, unito alle immagini, unito a una narrazione inizialmente un po' lenta, lo rende più pesante. C'è da dire poi che lo stile della sposa del villaggio, non lo so, aveva dei colori iniziali che non mi tenevano così Mh. concentrato. Io poi son daltonico, quindi ho una percezione diversa.
Però guardando lo schermo non avevo quei colori magari molto accesi che ho trovato più nel nonno Jedi su certi punti di vista, e mi tenevano più ancorato. Erano un po' smorti e non lo so cosa non mi abbia convinto, ma La sposa del villaggio dei 3 è quello che mi è piaciuto di meno. Mm-hmm. Dunque, di questi 3, come la volta scorsa, io ti so dire qual è il mio preferito, ma non ti so dire quale dei 3 mi è piaciuto meno. Diciamo che gli altri 2 li metto un po' pari merito. La volta scorsa, appunto, avevo detto che dei primi 3 sicuramente era il duello il mio preferito, ma degli altri 2 non avrei saputo, perché comunque uno era molto più scanzonato, molto più simpatico, l'altro si prendeva molto più sul serio, ma allo stesso tempo era molto più tamarro. Quindi lì non ho saputo, e anche stavolta direi che secondo me il migliore è il nono Jedi, a mio parere, quello che mi è piaciuto di più, perlomeno il nono Jedi, e gli altri 2 più o meno li metto lì allo stesso livello. So che T0B1 è odiatissimo come episodio, ho sentito dirne di cotte e crude, che mi sembra Guarda, addirittura esagerato, ma ciascuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe. ti dirò che a me è sorpreso, perché si vedeva nel trailer e ho detto: "No, cos'è Astro Boy?" Cioè, sembrava effettivamente un omaggio, credo che poi sia un omaggio Sì, voluto ad sì, sì, Astro lo è, lo Boy. è. L'hanno proprio detto esplicitamente, fin dal trailer, l'avevano detto quando è stato lanciato il primo trailer, sì, sì. A me non convinceva. Ho detto: Mm. "No, questo sarà", ero convinto che sarebbe stato tra i peggiori o comunque quello che mi sarebbe piaciuto meno, proprio a livello personale, perché non sono un grande fan di Astro Boy, Mhm. e vederlo così, messo come sorta di Jedi, un droide o androide potremmo chiamarlo, perché più o meno un Sì, Pinocchio, la favola di Pinocchio, se vogliamo, sì, sì, sì. riproposta nell'universo di Star Wars. E invece devo dire che per alcune tematiche mi ha sorpreso. Non mi ha convinto appieno, sono anch'io per il nonno Jedi, tuttavia ha degli elementi un po' da favola, e se vogliamo anche mi ha colpito un certo, magari poi andiamo a approfondirlo meglio, ma mi ha colpito come è stata riproposta proprio questo clima anche drammatico messo lì, molto veloce, ma che riparte di un personaggio che deve guadagnarsi il suo cammino, quindi iniziare un percorso. Cioè, l'ho trovato meno, ero molto pessimista e quindi mi ha risollevato. Guardando ho detto: "Ma sì dai, non è così male come avrei Mhm. pensato dal trailer". Sì, sì, comunque anche qua in chat Darth Dand dice Astro Boy con una spolveratina di Pinocchio, Daniele Astro Boy Pinocchio con un geppetto Jedi. Sì, sì, è vero, ma penso che proprio i riferimenti siano molto molto palesi, molto molto espliciti. Qua anziché diventare un bambino vero, vuol diventare un vero Jedi, ecco, diciamo così. Vero Jedi, che tra l'altro è anche il titolo che riceverete se vi abbonerete al nostro canale, quindi abbonatevi. Vedi che proprio, mamma mia, che questa che mente imprenditoriale, sì, sì, sì. La mente ossessionata dal profitto, naturalmente. Detto questo, direi appunto di andare a analizzare i singoli episodi. Partiamo proprio dall'episodio 4, il quarto episodio, che è la sposa appunto del villaggio. Dunque, hai già detto qualcosina, cosa in generale, cosa ne pensi di questo episodio? Insomma, ti ha convinto, non ti ha convinto? Intanto vedo che in chat spammano Watto. Noi da qui, da StreamYard, vediamo solo scritto profitto, in realtà è l'emoji di Watto. Allora, diciamo che ha degli elementi interessanti, tipo le memorie planetarie, le memorie del pianeta Mhm. legate alla forza, che mi hanno ricordato un pochettino, se vogliamo, gli echi di forza, che noi vediamo in molti elementi canonici, tra cui Jedi Fallen Order. Però così col pianeta che ricorda, il pianeta che diventa, eccolo lì, la leggenda anche degli Walker. Sì, che appunto per la questione della marea, no, il popolo che identifica la forza con la marea, e poi la guerra segreta di Yoda con invece appunto questa popolazione, tra l'altro anche arco narrativo stranissimo, comunque questa popolazione di ragazzini
che sente la forza tramite il potere della pietra. Ci sono questi giganti di pietra sensibili alla forza che però sono addormentati, è una roba complicatissima, e lì effettivamente si parla proprio di questa armonia o mancanza di armonia con il pianeta, e quindi perdona l'interruzione, ma insomma. No, no, figurati, anzi hai colto perfettamente 2 degli elementi che volevo andare a approfondire, perché abbiamo, la forza che scorre nelle cose viventi in tutto l'universo e il pianeta che effettivamente è la natura una cosa vivente. Quindi c'è questo, rispetto per la natura. Abbiamo la sposa del villaggio che viene portata in spalla da questo ragazzino, devono raggiungere l'apice e quindi c'è questa sorta, di rituale che però è una sorta di reverenza verso la natura e verso poi tutti i compaesani del villaggio, perché poi all'inizio non era chiaro secondo me. È quello che all'inizio tu vedi questa cosa e percepisci solo la natura, è molto lento. Quando Mh-mh. poi capisci il motivo di tutto, quindi che loro son tenuti, diciamo, sotto scacco da quest'altri banditi che hanno ricondizionato dei droidi B1 dalle guerre dei cloni, diventa tutto più interessante. All'inizio mi è piaciuto il concetto, ma ero anch'io un osservatore come poi lo sono i 2 personaggi che noi vediamo. Un Jedi e diciamo il suo mentore, più che il suo mentore anche lui è un osservatore attivo. Sì, tra l'altro dice di essere amico del maestro di questa Esatto, Jedi, quindi sì, sì, sì. È morto pro si presume durante l'Ordine 66. esatto, presumibilmente sì. Tra l'altro maestro che era proprio originario di quel pianeta. E infatti quello diventa interessante. Avrei voluto approfondirlo di più, perché noi vediamo un breve flashback o sentiamo comunque nei suoi ricordi questa morte del mentore. Quindi mi sono anche immaginato lei a un certo punto abbia voluto tornare sul pianeta del suo mentore, quasi una sorta di esilio, ma riconciliazione. Infatti alla fine poi ci sarà la partenza. Qui ho capito tutto, posso ripartire. Ma quello che mi ha incuriosito di più non è lei, è proprio l'altro personaggio, l'amico del suo mentore, anche nella scena che sono a banchettare, che lui chiacchiera, cerca di capire, cerca più che altro di far capire a te spettatore e a lei come andranno le cose. Quindi di cambiarle prospettiva, di rivoluzionare, di avere un cambiamento in quello che comunque era un modus operandi che si ripeteva, da quanto sembra, perché dicono è da tot di anni, dalle guerre dei Sì, cloni che siamo in questa situazione. Vediamo che già abbiamo per appunto il droide sonda imperiale, possiamo capire che non è la prima volta che accade. Per sedare comunque battaglie, per impedire che vengano uccisi i popolani, c'è questo concedersi. Sacrificio non lo direi, proprio un concedersi. Io mi offro, tu non fai niente ai miei concittadini, tra cui la sorella della sposa. mh-mh. E la È una scena sorta di riscatto. di riscatto, ecco, bravissimo. La scena poi quando entrano in campo i droidi B1 e lì mi è cambiato l'episodio, perché se l'inizio lento e l'ho bloccato una volta, ho detto: "Vado un attimo a bermi un caffè, poi lo riprendo dopo." Mi aveva un po' annoiato, ammetto. Poi quando arrivano i droidi B1, eccetera, finito diciamo il banchetto serale in cui capisci che la sorella fa: "Che cosa stai facendo? Qui dobbiamo ribellarci", eccetera. C'è anche il dialogo bello, se vogliamo, nella foresta durante la notte, in cui viene spiegato tutto. Io sto facendo questo perché quindi abbiamo la spiegazione di quello che poi accadrà. Ma quando arriva, scoprono la ragazzina che aveva delle armi, stava facendo delle imboscate, le punta la pistola, spara con il blaster e abbiamo come con Kylo Ren il colpo di blaster fermo e lui impietrito, poi che torna indietro colpo di blaster, gli fa esplodere l'arma e gli brucia ovviamente la mano che stringeva l'arma e lì inizia a prendere, perché poi abbiamo anche l'anziano che è un tiratore scelto, diciamo, col il suo elmo, che da una parte mi affascinava, era un po' un saldatore, dall'altra era particolare, lì è questione di stile soggettivo, non so dire. Cioè come personaggio mi ha incuriosito, bello, ma non so dire se mi piacesse veramente tanto, se avrei preferito un po' più snello. Era un palombaro, cioè un saldatore Sì. palombaro. Però nell'epilogo devo dire che le ultime scene, per cui proprio poi la partenza, mi è piaciuto, mi ha soddisfatto. È stato anche lì di nuovo il villaggio, un tema che abbiam già visto in Star Wars,
ma è anche filato. Avrei preferito un inizio un po' più di tono, perché forse mancava troppo calmo, pacato per degli episodi comunque che sono più o meno autoconclusivi o comunque Sì, antologici. Vorrei un attimo più di brio all'inizio, o comunque come nel primo episodio, che inizia molto lento, ma è questo stile che ti coinvolge, è questo personaggio un po' sia la Kurosawa, però si è ispirato anche Sergio Leone, ricorda molto Clint Eastwood, io rimango incollato a guardarlo. Qui la sposa e lo sposo non avevano quelle caratteristiche da tenerti incollato, perché erano due ragazzini che stanno scalando un monte, quindi è quello che non sì, mi ha sì. tenuto attaccato allo schermo. Sì, 4 Ampot dice che secondo lui il quarto è quello con la colonna sonora migliore, e allora di questi tre tendo a concordare, effettivamente, È tenderei a quello concordare. più tranquillo, più di accompagnamento, che effettivamente riesce a ridarti l'atmosfera di tutto, cioè tu quello che Sì, stai vedendo è composta perfettamente, ti accompagna nel viaggio insieme a loro. sì, sì, sì. Allora, devo dire che effettivamente il personaggio ovviamente più interessante della puntata è senza dubbio la Jedi, questo penso sia abbastanza fuori discussione. Effettivamente il resto è un po' più debole, non necessariamente poco interessante, ma comunque sicuramente meno, ecco. La Jedi e la sua crescita interiore, il suo percorso di formazione, tra l'altro, che è proprio un classicissimo, certo reinterpretato, insomma, però un classicissimo percorso di formazione in cui vediamo anche proprio a un certo punto il cambiamento fisico, ma adesso poi ci arrivo. Comunque l'ho apprezzato molto, e ho apprezzato come sia stato reso molto bene in pochi minuti, perché di fatto lei nella prima metà dell'episodio compare relativamente poco, e poi nella seconda metà invece che è decisamente più protagonista. Sì, lei per metà è passiva, osservatore Sì, passivo. esatto, osserva e poi invece agisce. E nel momento in cui agisce, tra l'altro, appunto, vero che questi sono studi giapponesi, però mi ha ricordato inevitabilmente invece un'opera ispirata a una fiaba popolare cinese che conosciamo tutti, che è Mulan, perché lei a un certo punto c'è anche il taglio del... E quello perché? Perché lei di fatto era una Padawan, e in quel momento presumibilmente, no, ha la presa di coscienza e di consapevolezza, per cui non è più una Padawan, ma è un cavaliere Jedi, no? Quindi ho apprezzato molto il taglio della treccia, anche si toglie questa maschera, che anche questo insomma, è qualcosa che ha un certo significato simbolico. Anche prima, quando c'è appunto questo mentore, diciamo, che ha appunto lo scafandro, no? E dice, quando se lo toglie, ma potremmo essere riconosciuti dall'impero, no? Ecco, lei ha semplicemente la maschera, però si toglie anche quella, e non a caso poco dopo c'è l'affermazione di sé, no? Cioè sono una Jedi, e io ero lì quasi a pensare come il mio maestro prima di me, e invece no, però Ma tra l'altro hai fatto venire in mente che è bellissima anche la scena alla fine, quando lei colpisce, che ha quel momento di scatto, molto inquadratura del piede, parte e poi classica inquadratura quasi della katana, della spada laser Mhm. chiusa, e il nemico che cade. Sì, Quella scena, secondo me, è diretta benissimo, cioè mi è sì, veramente sì, sì. piaciuta. Sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Peraltro anche il campo lungo in cui vediamo le figure, quello che tra l'altro, strano a dirsi, ma richiama sì il duello tra Luke Skywalker e Kylo Ren. Eh, strano a dirsi, ma i pregi di tutti questi episodi si riconducono a un solo film, incredibile. Eh, no, comunque anche quello molto molto bello, proprio la composizione, no, perfettamente geometrica, no, proprio appunto una composizione statica ma potente in qualche modo, no? Questo campo lungo, vediamo appunto il bandito con la sposa, vediamo invece la Jedi, quindi
Devo dire, da questo punto di vista, sì, appunto, come regia sicuramente è un ottimo episodio, soprattutto in questa parte finale. Sì, sì, sì. Su Si è questo dato il sono d'accordo. massimo, cioè, essendo poi lo studio lo stesso, ha dato il massimo, secondo me, nelle scene d'azione, e lo vedi che ha soluzioni visive molto interessanti, che ricalcano poi anche non solo gli anime, ma anche il cinema orientale, da alcuni punti di Mhm. vista. E invece una prima parte che effettivamente è più smorta. Cioè, Sì. rimarrà sempre impresso questo finale positivamente, ma saprò sempre che la prima parte non mi ha convinto, e anche penso, riguardandolo tra un po', dirò: "Sì, è lo stesso studio, ma avrei preferito una soluzione diversa Sì. di visiva anche all'inizio". Sì, 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 vero, vero. Esatto, forse non è pienamente efficace quel messaggio che volevano presumibilmente trasmettere nella prima metà, cioè quello di questo popolo, no, in armonia con la forza, che tra l'altro ha una visione della forza tutta sua, quindi anche molto interessante da questo punto di vista. Forse sì, non è stato reso al meglio questo messaggio. Può essere che il problema sia quello, sì. Sì, sì. Comunque poi la seconda parte si riprende alla grande, decisamente. È molto semplice, molto... cioè non ci sono dialoghi particolarmente complessi, ma è in grado, addirittura con scene di silenzio, solo colonna sonora, oppure con proprio quelle 2 o 3 frasi, quelle 2 o 3 battute inserite sapientemente, direi, no? È in grado di trasmettere perfettamente il messaggio di crescita, formazione e presa di coscienza e consapevolezza da parte della protagonista, sì. E forse di Mm, questa trilogia, 4, 5, 6, la presa di coscienza è il punto chiave, perché mi sì, viene in mente che la presa di coscienza comunque la vediamo in tutti e 3 gli episodi, in sì, è un vero. modo o nell'altro, mostrata diversamente, ma è questo, voglio prendere coscienza del proprio ruolo all'interno dell'universo narrativo in cui si ambienta l'evento, e quindi avere una seconda ripartenza, perché su tutti e 3 abbiamo lo stesso, partiamo da un pianeta e poi sul finale c'è il viaggio verso qualcosa di nuovo, però il personaggio è cambiato, non è più lo stesso che era all'inizio, ed Sì. è ciò che lo rende interessante effettivamente avere una prospettiva, comunque analizzare questi 3 episodi insieme. È vero, son d'accordo. È stata non so se li abbiano cioè penso che abbiano in qualche modo studiato l'ordine in cui inserire gli episodi. Non so se li abbiano studiati di 3 in 3, ma comunque se l'han fatto ci è andata bene che abbiamo scelto appunto questo formato. Dunque, tra l'altro, molto, molto carina la, diciamo, similitudine tra la nave dei Predoni e il Millennium Falcon. È un po' diverso, però ho apprezzato quella similitudine lì. Avrei addirittura forse preferito che fosse davvero identico. Quello sì, forse sarebbe stato ancora meglio se fosse stato identico proprio. E invece è un po' diverso, ma comunque, insomma, non va male, ecco. Sì, perché quando esplode lo vedi bene. Sì, All'inizio infatti lo ricorda parecchio, poi lo sì, vedi e fai, c'è quelle piccole differenze anche, però mi sono detto: "Ma fallo uguale, cioè ormai sei lì, fallo uguale, esatto, già che ci dai, sei. ti hanno permesso di farlo, cioè è Star Wars Vision, prodotto dalla Disney, approfittane su quelle cose lì, tanto hai messo i droidi B1, mi metti anche quello che sappiamo che più o meno lo vediamo anche nella pianeta dei Sith che passa, gli anni di fabbricazione sono quelli, Sì, sì, ma ci sì. stava, cioè funzionava". Invece va bene, han voluto cambiarlo, ma rendeva più iconografico l'episodio, perché il Sì. Millennium Falcon è un'altra cosa, come pensi a Star Wars, pensi spade laser, forza, Darth Vader e Millennium Falcon. Sì, 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 sì. Esattamente, esattamente. Vabbè, comunque, pur sempre un omaggio un po' più in sottofondo, però carino, sì. E ho apprezzato anche la spada della Jedi, che non ha la classica lama, ma è appunto proprio una katana laser, devo dire. Peraltro dorata, quindi un colore che stiamo vedendo ultimamente sempre più spesso, sì. Che ha tra Eh, l'altro, quello della katana per proteggere le mani, anche sì. qui si crea tipo attorno una Sì, non sorta so se si di chiami guardia anche quello della katana, comunque. volevo dirlo guardia anch'io, infatti poi ho detto:
non son Diciamo la sicuro. guardia, insomma, per Guardia, esatto. capirci, ecco, sì, sì, La sì. protezione, la guardia, Sì, sì. che abbiam visto quella di Kylo Ren che ha gli sfiatatoi, quindi ricorda quella Sì, medievale. Invece qui è sì. bello che abbiamo uno stile proprio da katana che seppure la Darksaber ricordi una katana, non ha quel modo comunque attorno, quindi è stato anche interessante come reinterpretazione, perché mi ha ricordato Mh-mh. la Darksaber, però con questa guardia laser. Interessante, così si colpiscono. Noi sappiamo comunque, che la spada dei Mandaloriani di Tarre Vizsla era fatta col Beskar, quindi teoricamente Mh-mh. proteggeva anche lì la guardia. Bello però in Sì. questo modo una soluzione visiva interessante. Sì, tra l'altro la cultura mandaloriana, anche quella è infarcita di elementi della cultura orientale, soprattutto giapponese. Non è un caso che appunto la spada oscura o Darksaber sia molto simile comunque a una katana, non è un caso che mh, la leader dei Mandaloriani si chiami Bo-Katan, che è l'unione di due armi, appunto il Bo, che è un bastone, e la katana, che conosciamo tutti. Non è una coincidenza, insomma, ma i Mandaloriani hanno davvero tanti elementi della loro cultura che sono stati ripresi appunto da culture orientali e in particolare da quella giapponese, sì. Anche ho anche idea che questa divisione, no, un po' in clan possa richiamare i vari, Mh, chiamiamoli signori della guerra del Giappone feudale, no? Ho questa mezza esatto. idea. Sì, tutto anche il fatto poi, se vogliamo, del fatto onorevole, la via poi parliamo di Mandalorian, Sì, di non togliere il casco, è un po' come non puoi tagliarti i capelli, e abbiamo tutte delle cose anche dei richiami, un po' la via del Ronin, se sì, vogliamo, un sì, sì. pochettino Mando, Din Djarin, e diventano interessanti. Quindi sono quelli che si apprestano di più proprio a un riconoscimento. Questi samurai all'interno di Star Wars, i Mh-mh. mandaloriani per l'appunto, coperti con questi armature particolari, perché comunque ci hanno sempre incuriosito fin da quando sono apparsi in Star Wars, Boba Fett il primo, hanno sempre avuto un fascino visivo. Mh-mh. E quindi direi che lì è quello che finora aveva più incontrato l'Occidente e l'Oriente. Adesso abbiamo un anime che reinterpreta tutto. Sì, esatto. È interessante come sia proprio un ritorno, no, nel senso, dicevi giustamente, l'Occidente ha reinterpretato tanti elementi dell'Oriente e qua l'Oriente reinterpreta l'Occidente che a sua volta ha reinterpretato l'Oriente. Quindi si torna a casa, ma è un po' è un po', come dire, uno schema hegeliano di tesi, antitesi e sintesi, direi, oserei dire, no? Sì, Quindi è quello, esatto, perché adesso se di nuovo dicono: "Questo funziona e lo riprendiamo nel canon", è semplicemente, esatto, continua ad tornare. alimentare, sì, questo circolo di omaggi, richiami, ispirazioni, suggestioni. Sì, 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 sì. Ma infatti devo dire che l'esperimento è senza dubbio riuscito anche per questo motivo. Se fosse stato, come dire, c'era il rischio secondo me che o si snaturasse comunque la filosofia, anche la cultura dei vari studi di animazione, no? C'era il rischio che si snaturassero per creare qualcosa di troppo Star Wars. A quel punto poteva andare bene un cartone animato qualunque. E al contrario c'era il rischio invece che ci fosse troppo poco Star Wars. Devo dire che tutto sommato c'è un giusto equilibrio, devo dire, sì, un giusto equilibrio. Son d'accordo, effettivamente su quello l'ho trovato anch'io. Su ripeto, non ho ancora visti tutti, però su quelli che ho Mhm. visto l'equilibrio l'ho notato. Cioè ti rendi conto in che universo siamo, però ti rendi conto anche che hanno lasciato una certa libertà di studi, di realizzazione, perché non mi trovo di fronte a quello che magari poteva sembrare The Clone Wars 2D, che capivi Sì, sì. l'universo, però era molto ancorato comunque da bisogni narrativi o comunque bisogni, visivi. Qui no, qui c'è più libertà, l'universo è quello, gli eventi ambientati prima, dopo, durante
non ha poi tanta importanza, perché comunque sono percorsi, brevi percorsi. Lo apprezzo anch'io, come esperimento lo apprezzo anch'io. Sarà da valutare più poi se proseguiranno, come proseguiranno in futuro. Certo, certo. A questo proposito, se non hai nulla da aggiungere sull'episodio, proseguiamo anche noi. Proseguiamo e quindi arriviamo all'episodio 5, il nono Jedi. Quindi ti ripongo nuovamente la domanda, insomma hai già accennato qualcosa per quanto riguarda il nono Jedi, ma prego, a te la parola, esprimi pure, insomma, tutto ciò che ti viene in mente riguardo a questo episodio. Il nono Jedi è quello che all'inizio è partito, ho detto, parte lento anche questo. E prenderà di sicuro come dopo, perché anche vedendo la sposa del villaggio, avevo iniziato a capire, vedendo questo, com'era l'andazzo, com'era, diciamo, la narrazione sviluppata. Però c'è di interessante che ti mostra subito qualcosina, qualche elemento. E anche qui, se non capisci bene dove andrà a parare, che cosa sta accadendo, comunque è chiaro che sono state riunite delle persone. Siamo in un futuro in cui i Jedi non ci sono più, c'è un fabbricante di spade laser. E già questo ti lascia incuriosito, perché qualcuno ha chiesto che venissero create. La stessa persona ha riunito queste persone, che avranno poi una spada, e c'è un fabbricante. Quindi una persona che nei secoli è riuscito comunque a mantenere in qualche modo inalterato il segreto per la fabbricazione di queste armi. Quindi con Kyber, poi non è esattamente come le creavano i Jedi, anche qui potrebbe essere una reinterpretazione orientale, ma non Sì. solo, anche nei millenni potrebbe essere comunque un modo diverso di creare le spade laser. Quindi noi vediamo questa bambina che arriva, va dal padre: "Ah, ho creato 9 spade laser, guarda". E lei inizia a vedere la lama, quindi la lama più lunga, più corta, e il fatto che il colore cambi in base al Jedi, e quindi torna anche il cristallo Kyber, che ormai nel nuovo canon è molto affine alla personalità di colui che lo utilizza. Sappiamo ad esempio i Sith con la tecnica del sanguinamento, quindi imprimono la sofferenza, fanno sanguinare per l'appunto il Kyber, che prende quel colore vermiglio, sanguinoso, rosso. Mhm. E invece se vengono purificati diventano bianche, come le spade di Ahsoka. Quindi qui questa interpretazione, il colore che avranno è in base alla tua personalità, non solo è interessante, perché crea ancora più affinità tra possessore dell'arma e arma, ma poi ti lascia spiazzato alla fine, quando c'è quel colpo di scena che dici: "Ah, non sono tutti Jedi". Cioè quelli che hai chiamato, da una parte abbiamo sì, diciamo, anche chiamarli Jedi o Sith non so quanto sia corretto, cioè li chiama così l'anime, però Sì, essendo ambientato tanto, tanto, tanto tempo dopo, non so più quanto abbiano realmente di Jedi o di Sith. Sono comunque affiliati al lato chiaro o lato scuro, e lo vedi dal manifestarsi della lama, quindi dall'affinità che uno ha col Kyber. Se trasmetti note positive, una risonanza viene spesso chiamata nel canon. Positiva, il Kyber Crystal manifesta un certo colore, blu, verde. Se è negativa, se è sofferente, allora anche il cristallo soffre ed ecco che diventa rossa, lato oscuro. Quindi questa l'ho trovata interessante. Abbiamo anche qui il dramma, perché a un certo punto, per l'appunto, scoprono che stanno costando delle armi, arrivano dentro come potremmo chiamarla? Dove vengono forgiate le armi, questo studio sì, di sì, forgiatura. sì, sì, come si, effettivamente come si può chiamare? È tipo la Quest- stanza dell'armaiolo. Sì, 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 diciamo così. Cioè, questo viene tra l'altro chiamato semplicemente fabbricante di spade laser, quindi sì, sì. Diciamo appunto questa sua forgia, tra virgolette. E quindi viene attaccato, c'è il dramma, c'è la ragazza che deve iniziare un percorso, perché effettivamente deve porta queste spade, quindi all'inizio era tutto: "Va bene, le porto", e c'è l'eccitazione, perché: che belle le spade laser", poi il dramma e devi portarle per un altro scopo, impedire agli altri che le prendano. E Sì, quando poi arrivi, che scopri anche carino che il droide poi in realtà non fosse un droide, ma ci fosse dentro una persona nascosta per scovare che tra l'altro il committente, sì. nascosta per capire chi fosse del lato chiaro, chi del lato scuro,
è il combattimento che inizia, che il combattimento l'ho trovato perfetto, cioè mi è piaciuto, non era troppo eccessivo, animato bene, interessante. Abbiamo poi questo finale aperto, per l'appunto, con il nono Jedi che inizia un percorso. Andiamo, questo è il momento di un nuovo inizio e vediamo l'asteroide che è collegato poi al pianeta da questo raggio che si volta e sembra una spada laser. Spada laser, sì, sì, sì. Quindi quello è Sì, un'altra cosa affascinante. un po' come anche lì, guarda caso la scena, c'è un bambino che ha una scopa alla ruota come una spada laser. Sì, 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 no, a parte gli scherzi, comunque molto molto bella quella simbologia dell'asteroide che ruota e c'è il fascio di luce che è la spada laser, sì, 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 sì. Poi per ora, se poi magari aggiungi qualcosa tu mi viene in mente altro. Per ora questo Sì? come assunto, comunque devo dire che è stato il mio preferito dei 3. Mi è Mhm. piaciuto Sì, molto su perché questo sono d'accordo. l'inizio inizia subito in realtà, perché è quel momento più breve, ma poi appena entra completamente dentro nella trama e ha un finale comunque che ti lascia aperto, dirlo lì a fantasticare, a dire: "Sì, ma ora che vanno via con quella nave, che si allontanano da questo asteroide, cosa succede? Cioè voglio vederlo". Quindi il fatto che io voglia vedere come prosegue vuol dire che mi ha entusiasmato, che mi è piaciuto, che comunque i personaggi, per quanto si siano visti brevemente, mi hanno lasciato qualcosa. Soprattutto questo committente. Chi è esattamente? Mm. Perché l'ha fatto? Che cosa vuole fare? Perché vuole ricreare una sorta di ordine Jedi? Quanto ne sa? Son tutte domande che comunque ti apre l'episodio e secondo me sono interessanti. Sì, 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 esatto. Sappiamo solo che lo vuole ricreare, ma non sappiamo bene cosa lui stesso, quali conoscenze lui stesso abbia, però lui è sicuramente addestrato, perché vediamo da come sa usare la spada laser, quindi tra l'altro è addestrato, vuole ricreare i Jedi, ma quindi chi è che l'ha addestrato? Anche quello sarebbe interessante sapere un po', insomma. Boh. Son tutte domande attorno a una figura che lo rendono un po' mistica, Sì, che sì, però ti sì. permettono anche di approfondirla, di vedere sia diciamo un prequel dell'episodio, vedere il suo Mhm. passato, che poi quello che seguirà. Allora, recupero un po' di commenti. Qui abbiamo una dichiarazione d'amore per Carlo Cosolo, che in realtà non so se abbia scritto i dialoghi di questo episodio, perché anche per questo, come di altri, non c'è la scheda del doppiaggio italiano, quindi so che circa la metà li ha scritti Antonio Davide Alberto, che è già stato, tra l'altro, lo ribadisco, ospite da noi per la seconda puntata della seconda stagione di The Mandalorian. Gli altri non ho verificato in realtà chi li abbia scritti, questo però non c'è la scheda a fine puntata, quindi non so, non saprei dire. Poi abbiamo il buon CF, bellissimo che il colore cambia in base a chi impugna. Mi ha richiamato la convinzione che avevo da piccolo che il colore cambiava appunto in base a chi impugnava. Sì, effettivamente è un concetto interessante e si parlava anche sulla chat Telegram proprio di Libri e Comics, si parlava di come ci fosse la convinzione, specialmente con l'era prequel, anzi direi solo con l'era prequel, ci fosse la convinzione che i maestri avessero sempre le spade verdi e gli apprendisti, Padawan o comunque i cavalieri, ma appunto apprendisti di questi maestri, avessero sempre le spade blu o azzurre. Ovviamente poi non è così, però è una convinzione che si era diffusa e tutto sommato ci può stare, che sono quelle appunto quelle convinzioni, no, che in base proprio agli elementi visivi che si hanno a disposizione poi si teorizza e viene fuori qualcosa del genere. Ovviamente quello era privo di fondamento, questo in realtà neanche, perché appunto abbiamo sì, due apprendisti, uno azzurro, uno verde, stavo pensando. Comunque sì, molto interessante che il cristallo in qualche modo vada a rispecchiare appunto la connessione con l'utilizzatore e non solo la connessione con chi ha trovato il cristallo o con chi ha fabbricato la spada.
E del resto forse ha anche senso, perché qui non è un Jedi ad aver trovato il cristallo, non è un Jedi ad aver fabbricato la spada. Quindi chissà, noi sappiamo in realtà che le spade hanno bisogno della forza per stare insieme e funzionare. Esatto. Ora, visto che questa ragazzina ha, insomma, è potente nella forza, può essere che anche suo padre lo fosse in qualche modo. E chi lo sa, magari, anche perché se non sbaglio accende una spada anche il padre, vero? E quindi sì, Mi pare che c'è Kylo anche Lama, un breve accenno al fatto che lui comunque sia in qualche modo sensibile. Fa un piccolo movimento con la mano, qualcosa di sì, impercettibile, però sì, che ha sì, un sì. piccolo richiamo per dirti, o almeno io l'ho interpretato così, è leggermente sensibile. C'è un Sì, la cosa dialogo che fa sulla interessante forza. La cosa interessante potrebbe essere, lui non ha trovato personalmente i Kyber perché sono stati estratti sostanzialmente, e quindi questi Kyber non sono legati a chi, appunto, c'era questa simbologia molto simile tra l'altro a quella della bacchetta di Harry Potter, no? In The Clone Wars la bacchetta sceglieva il mago, no? Ecco il Kyber che sceglieva il Padawan, eccetera. Esatto, si accende la spada che è di colore azzurro, infatti riesce a deviare il colpo del cacciatore di Jedi, sì, 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 sì. E quindi interessante che questi non siano legati a chi li ha trovati o a chi loro hanno scelto, ma a chi impugna la spada, quindi a chi si connette con loro. Interessante, effettivamente. Che è Poi, anche giusto effettivamente se ci pensiamo, perché son passati sì, millenni, ormai io credo che già i Kyber, per quanto ne sappiamo a livello canonico, venivan trovati su Illum o altri pianeti, ma poi sì, l'impero li ha, estirpati. Morte Nera, base Starkiller per il Primo Ordine, quindi mm, credo che diventi sempre più difficile a un certo punto trovare i Kyber. sì, E sì, sì, qui sì, sì. magari lo ritrovi, viene riciclato, viene riutilizzato e non è più quindi il Kyber che sceglie te, ma forse che si adatta. È anche una reinterpretazione che postuma ci potrebbe stare per andare a Sì, spiegare poi sì, altre sì, sì, sì. cose. Esatto, esatto. Poi sempre CF, Mangano grazie, Visions sì grazie. Sì, CF è refrattario a ogni forma di prodotto cartaceo o animato giapponese, tranne Visions, quindi sì, sì. Davide dice: in questo episodio il Jedi mascherato mi ha lasciato sensazioni da Sith più di tutti gli altri accoliti Sith. Il Jedi mascherato, in un momento. Intendi dire Kill Margravio, che sembrava effettivamente che aveva mh, questa armatura? Intendi lui? Sì, lui sembrava, ma è alla base appunto del colpo di scena, no? Come il Margravio ha questo aspetto un po' tenebroso, un po' insomma a tratti anche quasi pericoloso, sembra, poi in realtà è fondamentalmente buono. In realtà non capisco per quale motivo debba indossare quella maschera così orribile, però vabbè. Ma è quello che infatti mi sono chiesto, perché tu hai detto effettivamente giustamente, sarebbe buono. Ma lui Sì, quanto ne sa dei Jedi? Perché comunque quello che compie è un inganno. E i Jedi che conosciamo, non è non proprio da... so se avrebbero fatto una cosa del genere. Quindi è un'altra cosa che m'ha incuriosito, perché sì, è devoto al lato chiaro, ma non è più esattamente i Jedi che noi conosciamo. Non so se è una reinterpretazione per l'appunto, ma sembra più che siano passati così tanti secoli che sia cambiato un po' Sì, sì, qualcosa. Ed è quello ciò sì. che rende questo micro universo narrativo di questo episodio di più interessante, perché proprio a me mi apre tanti di quei pensieri che mi lasciano lì a indagare, a fare, diciamo, nella mia mente altri fanfiction, altri, diciamo, avvenimenti collegati lì. Quindi per me è un successo questo episodio, Sì, da questo sì, punto sì. di vista funziona bene. Poi ci citano la spada viola, che ha il vecchio significato. Sì, è vero, il vecchio significato, cioè quello di aver ritrovato l'equilibrio, sì, tra lato chiaro e lato oscuro, è vero, è vero. Questo è l'ultimo Sith che poi in realtà, appunto, tra l'altro anche l'episodio dice proprio che recupera il proprio equilibrio, che è un po' diverso, anche se io ribadisco che ce l'ho qui.
Perché quindi, No, scusami un non ce attimo, mi l'ho. confermi che la spada diventa viola alla fine? Sì, diventa viola, sì, sì, sì. Perché avevo mezzo percepito, però il mio occhio non distingue il viola dal blu. Qui non ero Certo, sicuro, ho certo. detto allora adesso ho capito. Sì, 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 Poi sì, nel no, no, leggere il da rossa significato diventa viola. Sì, effettivamente quel vecchio significato che si dava, no, di equilibrio, come window appunto, di equilibrio tra lato chiaro e perché vedendola lato blu scuro. io lì non ho capito. Adesso invece collegando, leggendo, ah no è viola, effettivamente ho detto sì, perché li confondo Mhm. e ho detto: "Ah ecco l'equilibrio", mi è tornato tutto, anche a me è tornato. Sì. E secondo me recupera, poi non credo che il riferimento sia voluto, ma mi ha suscitato comunque appunto, questo collegamento con il discorso finale di Qui-Gon Jinn e Yoda nel fumetto, appunto, L'età della Repubblica Eroi, dedicato a Qui-Gon, in cui dice i Jedi non devono essere troppo inflessibili, perché anche essere così tanto inflessibili nella devozione al lato chiaro non è un bene. Yoda che dice ma non dobbiamo piegarci al lato oscuro, e Qui-Gon che dice no, però se non ci pieghiamo ci spezziamo, insomma fa tutto quel discorso. Alla fine dice nel lato oscuro comunque non c'è equilibrio e il nostro obiettivo è l'equilibrio, e quindi ha dato secondo me un'ottima spiegazione a quello che, perché Lucas ha sempre inteso comunque l'equilibrio come trionfo della luce, no? E tanti giustamente hanno anche detto no, trionfo della luce non è equilibrio, e invece Qui-Gon ci spiega cos'è. Senza il lato oscuro è conflitto, quindi dove c'è conflitto non c'è equilibrio, e l'obiettivo dei Jedi, l'obiettivo del lato chiaro è quello di raggiungere l'equilibrio. Quindi Sì, loro l'unico problema che hanno sempre avuto è l'estremismo, perché sì, anche la troppa luce, puntare all'estremismo, comunque non troverai mai un equilibrio, perché tendi a trovare sempre dei nemici. Cioè loro effettivamente in questa crociata contro i Sith, e quindi è bello quando poi arrivi, dici dobbiamo piegarci in qualche modo, guarda tu, se no ci spezziamo, perché a forza di cercare qualcosa, andare contro questa cosa, troviamo un equilibrio e l'equilibrio sta lì tra gli estremi. E questa è una cosa molto interessante. Il lato sì, oscuro invece era proprio la corruzione, lui diceva che distrugge tutto quanto, quindi non può esserci una esatto. persona del lato oscuro che usi tecniche oscure ed essere un Jedi, perché il lato oscuro comunque corrompe, è un pozzo che li trascina verso le sue profondità. Sì, 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 sì. E aggiungerei anche che un'interpretazione che forse è un po' troppo misconosciuta e bistrattata, secondo me, ma è quella che io prediligo, è quella che sostanzialmente servire il lato chiaro vuol dire fare la volontà della forza, l'equilibrio, e anche tutto è come la forza vuole, no? La famosa litania, diciamo, di Chirrut, no? Che appunto la forza è con me, io sono tutt'uno con la forza, nulla io temo, io non temo niente, perché nel trailer è in un modo, nel film in un altro, adesso non mi ricordo quale. Comunque non temo nulla perché tutto è come la forza vuole, no? E quello è l'equilibrio. Che è il volere, seguire proprio il volere e non Sì, plasmarlo. esatto. E invece il lato oscuro è quello, piegare la forza al proprio volere, non piegarsi al volere della forza. Quindi è una sottile differenza, che però sottile non è, quindi è sottile quando la si dice, ma quando si pensa piegarsi alla forza o piegare la forza al proprio volere È è p ben, è proprio piegare o piegarsi. sì, L'altruismo dei Jedi piegarsi, il piegare per me egoismo. sì, E sì, va sì, sì, così, sì. va proprio a creare proprio, diciamo, la filosofia opposta tra Jedi e Sì, Sith, che è sì, sì, quello. sì, sì. Sì. Poi era Darman, gradireste un continuo del Nonno Jedi in un'eventuale seconda stagione in un'altra forma? Sì, l'abbiamo detto prima quando ancora non c'eri probabilmente, sì. Io ad esempio vedrei bene una serie, una miniserie magari anche solo a fumetti. Non penso che comunque sia una storia che in qualche modo può sostenere una narrazione particolarmente lunga, però qualcosina sì, ci può stare, un prosieguo. A fumetti approvo anch'io. Come romanzo non lo leggerei, Mm, ammetto. Non funzionerebbe perché dà C'è bisogno molto di a livello di quell'immaginario immagini. comunque. Di Esatto. quell'immaginario visivo, sì, sì, sì.
E come serie a sé stante, non so se vorrei vedere una serie a sé stante riguardo questi episodi, però magari una seconda stagione, non so, anche un secondo episodio che avanti un po' è già Sì? qualcosina che potrebbe tornare. Se lo fanno però di non tutti, però di qualcun altro. Sì. Cioè, seconda stagione mi metti 2 episodi o 3 che proseguono la prima, E ci qualche sta anche, inedito, crei sì. un tuo mondo o comunque ambientati nello stesso. Potrebbe Sì, 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 funzionare da sì. quel punto di vista. Sì, sì, ci può stare anche quello. Poi, sempre il buon Darman, vogliamo parlare di come il simbolo di Juro sia una reinterpretazione di quello di Fulcrum. Effettivamente non ci avevo fatto caso, o meglio, avevo notato che c'era qualcosa di familiare, non avevo pensato che fosse quello di Fulcrum. È vero, è vero. Me l'han sottolineato anche a me. Io nel vederlo ci ho pensato, però ho detto: "Boh", ci assomigliano Sì, effettivamente. sì, E sì. quindi non so dire se sia effettivamente una reinterpretazione, lo abbiano Mhm. detto, o seppure ci sia questa sorta di richiamo, perché mi viene in mente anche Jedi Fallen Order. Ha delle immagini o comunque delle iconografie che potrebbero ricordare Fulcrum, ma non son sicuro più da dove nasce. Cioè, se poi in realtà abbiano un'ispirazione comune, che viene magari dalla trilogia originale, quindi dai Sì, bozzetti di McQuarrie, oppure poi derivino da Rebels. È tutto ormai, quando abbiamo quella simbologia lì sono sempre un po' restio, sì, però comunque sì, sì, c'hanno una base comune, quello sì. sì, quello sì, Fulcrum e quello questo sì. simbolo hanno una base comune. Sì, 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 sì. Poi abbiamo Giovanni che dice Qui-Gon Jinn, vero Jedi? Sì, Qui-Gon Jinn è abbonato al canale di Star Wars Libri e Comics. Filippo ci dice un'altra cosa interessante è che questi accoliti Sith visti nella puntata non avevano gli occhi gialli, mi ha ricordato Dooku e Anakin prima della corruzione. Che ne pensate? Che in realtà gli occhi gialli non sono prettamente una prerogativa dei Sith, o meglio, abbiamo visto solo Sith con gli occhi gialli, ma non hanno costantemente gli occhi gialli i Sith, bensì dipende nel momento in cui si lasciano andare totalmente all'ira, all'odio, allora sì. Ma finché non è così non ce li hanno in questo modo, tant'è che in episodio 3 possiamo vedere Anakin con gli occhi gialli mentre stermina i vari capi dei separatisti, poi lo vediamo piangere invece guardando Mustafar e non ha più gli occhi gialli. Ma anche quando arriva Padme non ha gli occhi gialli, ce li ha poi Mh-mh. quando invece Come Gandalf al viene... duello, solo quando brucia che grida: "Ti Sì, odio", allora esce esatto. proprio l'oscurità, l'odio che di nuovo divampa negli occhi gialli. Esatto, esatto, anche durante il duello, infatti. Dooku invece non li ha mai, 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 ma allora, alla base la motivazione è molto semplice. Christopher Lee non sopportava le lenti a contatto e quindi semplicemente si è deciso di non metterli e stop. Anche perché quando Christopher Lee ti chiede qualcosa, penso che si Però devo obbedisca. ammettere che ci sta quel personaggio, mi è sempre piaciuto, perché Sì, comunque è partito da una cosa a me dà fastidio, quindi non te le mettiamo, va bene, però lui poi era un praticante di scherma, quindi anche il suo sì, stile è molto controllato. la Il forma 2, fatto che sì. sia esatto, la forma 2. E il fatto che sia poi un ex Jedi controllato, che non ceda mai troppo comunque al lato oscuro, perché qualunque cosa lui faccia rispetto ai Sith, rispetto agli stessi Jedi, è molto controllato. Su Geonosis volete arrendervi? No, allora faccio sparare i miei droidi. Quando combatte questo stile, sempre controllatissimo, quindi ti fa percepire una persona che per quanto affiliata ai Sith, affiliata al lato oscuro, abbia un tot di contenimento molto aristocratico da Conte. Quindi secondo me va a approfondire questo personaggio in un modo caratteristico. Cioè con gli Mhm. occhi gialli secondo me non avrebbe avuto questo fascino che ha in più. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro si parlava prima di spade laser, abbiamo parlato del sanguinamento, eccetera. Naturalmente in era imperiale, che vi ricordo è il progetto che stiamo portando avanti, appunto Star Wars, Libri e Comics ed Unbounce. Ti ho perso, Emilio? Ah no, ok, ci sei. Vero. Ci sei, ci sei. Tu mi hai sentito comunque, non Ti vorrei aver sentivo ferito. tutto, Ok, 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 sentivo tutto. allora forse l'immagine, non lo so, comunque fateci sapere se ci sono problemi, lag, scatti, insomma.
In ogni caso, Era Imperiale, appunto il progetto che stiamo portando avanti, abbiamo anche trattato le spade laser dei Sith, quindi vi ritrovate in chat il link all'articolo, che non fa mai male. Mi raccomando, seguite Era Imperiale, che arriva per la prossima puntata, quindi video su The Unbounce e poi articolo su Star Wars Libre Comics, lunedì 11 ottobre, se non erro. E poi dovrebbe invece arrivare 14 giorni dopo, quindi poi lunedì 25 ottobre. Perfetto. Questi per il mese di ottobre, poi novembre se ne parlerà. Poi. La bellezza che ho trovato in questa puntata è che apra nuovi orizzonti, ma che bello sarebbe assistere alla rifondazione dell'ordine senza gli Skywalker. Sì, e di fatto l'abbiamo visto in questo episodio. Io continuo a dire che la cosa più coraggiosa sarebbe basta Sith, basta Jedi, basta utilizzatori della forza addestrati. Io continuo a dire che l'epilogo migliore per episodio 9, no, sarebbe stata la morte di Leia, la morte di Kylo Ren, cioè di Ben Solo ormai, la morte di Rey, la morte di Palpatine, di fatto, tutti quanti. Dopodiché, anziché sepoltura delle spade su Tatooine, mi sarei aspettato, ad esempio, non so, una sepoltura, che ne so, o sempre su Tatooine dei tre, appunto, Leia, Ben e Rey, o da qualunque altra parte, che potesse essere, anche per dire, anche Naboo, che poteva avere non un significato, però forse Tatooine è in assoluto quello più, appunto, simbolico. E finalmente una presa di consapevolezza, no, del tipo: come faremo senza i Jedi, no, a sorvegliare, insomma, a fare da guardiani di pace e giustizia nella galassia, e magari una voce saggia tipo Lando, no, che dicesse una roba del tipo: i Jedi ormai non ci sono più, la galassia dovrà imparare a cavarsela da sola, no, ma la forza sarà con noi ugualmente. Ecco, titoli di coda, via, tramonto dei Soli Gemelli, è finita lì. Quindi sì, anche io sono d'accordo che gli Skywalker, ma io sono anche più radicale, gli utilizzatori della forza, basta. Perlomeno addestrati, organizzati in ordini. Poi ci sta che qualcuno abbia dei poteri, li sappia usare, ma basta questi ordini, appunto, non li sopporto più, devo dire. Lo sapete che io sono un fan di Dune e Dune è molto coraggioso, soprattutto nella seconda trilogia. Noi, perché hai visto il film, ci sono i Fremen. Nella seconda trilogia ti dice: guarda, i Fremen che tu conoscevi, cioè, è una parodia ormai quelli che ci sono nella seconda trilogia. È una parodia dei Fremen, te lo dice, e quindi sì, anche perché ribadisco che, come dicevamo appunto in altri lidi, comunque la seconda trilogia di Dune si svolge 3500 anni dopo, e ci sono dei cambiamenti radicali rispetto alla prima, per ovvi motivi, dopo 3500 anni. E anche in Star Wars, ma anche se vogliamo qui, comunque nella trilogia sequel i Jedi sono caduti ormai da tanto tempo, quindi avrei voluto vedere non diciamo una parodia, ma qualcosa di diverso, perché il portare avanti comunque gli stessi concetti con un ordine che non c'è più da tanto, avrei voluto vedere quello, che è coraggioso, sì, che è veramente un elemento coraggioso, tu vai a distruggere o cambiare comunque un'iconografia. Quindi può essere quello che lo spettatore dica: no, mi stai cambiando tutto, ma già era cambiata coi prequel rispetto alla trilogia originale, ed era giusto così. Nei sequel anche io avrei detto: cambiamo e diventiamo, se non parodie, qualcosa che vada a storpiare tutto quello che conosciamo, perché è giusto, è il passaggio del tempo, quindi deve cambiare. Chi porta avanti deve cambiare, o diventi una bieca imitazione del passato, o la rivoluzioni completamente. Questa cosa uguale non convince tanto neanche a me. Sì, sono d'accordo. Sì, basta Skywalker. Poi Anakin non approva la scelta di seppellire le spade laser sotto la sabbia, e vabbè, se ne farà una ragione. Tra l'altro la sua spada effettivamente è seppellita sotto la sabbia, vabbè. Il fantasma magari avrà superato il trauma, il fantasma della forza.
Bene, direi che abbiamo abbastanza esaurito anche gli argomenti per quanto riguarda questo secondo episodio, o meglio, quinto, ma secondo di quelli che analizziamo oggi. Perciò io mi dirigerei di gran carriera verso il sesto, ossia T0B1 o anche Toby, perché viene detto anche quello. Io tra l'altro, lo dico subito, non so se il suono sia voluto, perché se uno lo leggesse in inglese sarebbe TOB1, no? Io non so se quello 0B1 sia proprio un riferimento voluto a Obi-Wan e poi abbiano inserito la T perché chiaramente non è che si poteva mettere il nome Obi-Wan, no? Ecco. Però Credo di sì, però, perché Obi comunque, Toby, sì, anche Toby, è vero, che Obi, non Toby, ci sì, avevo sì, sì. pensato, però sì, credo che sia abbastanza voluto, effettivamente. Anche To Be One, sì, 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 è vero anche quello. Quindi potrebbe magari essere più un riferimento a quello, essere una coincidenza, oppure tutte e due le cose insieme, potrebbe... chi lo sa, sarebbe interessante trovare, insomma, qualche... Chissà se gliel'hanno chiesto in qualche intervista, non Eh, credo, ma dovremmo cercare, dovremmo cercare. sono infatti quelle cose che dici, boh, avranno preso ispirazione, torniamo sul fulcrum che sembrava prima il simbolo. Sono quelle cose che magari ci pensi, potrebbe essere un richiamo, ma non sei così sicuro. Mhm. E quindi sarebbe da approfondire. Devo dire che, come ho detto prima, questo episodio a me convinceva poco dal trailer. Mi ero abbastanza convinto sarebbe stato uno di quelli che avrei apprezzato meno, e invece comincia anche abbastanza simpatico. Alcune animazioni mi hanno ricordato soprattutto il mentore, che potremmo chiamare Geppetto, Sì, mi ha ricordato il corpo umano. sì, sì, Descrivendo il sì, sì, corpo sì. umano, con queste navicelle che nel cervello quasi, questi colori molto biancheggianti. E quindi l'ho visto anche con un occhio, mi ha riportato un po' quando ero bambino e guardavo per l'appunto le VHS della De Agostini di Esplorando il corpo umano. Sì. Ho detto: "Ma la creazione di questo bambino che poi però si addestra con altri piccoli droidi a combattere, perché lui ha il sogno di diventare un Jedi". Un sogno che sembra quasi irrealizzabile, diciamo, perché dici: "Un androide". Androide lo chiamo perché effettivamente può usare la forza scorre solo nelle cose viventi Viventi, esatto. e quindi credo che abbia qualcosa di umano. Comunque noi poi lo vediamo quando si connette alla forza che è un bambino vero, come Pinocchio. Quindi magari è un droide completamente, ma a differenza di altri droidi ha un'anima, perché Lo credo che vediamo sia anche quello. piangere. Esatto, è quello infatti. Io credo che la differenza che abbia sia quell'elemento, il fatto di avere un'anima e di perseguire uno scopo, che poi sarà lo scopo non solo di diventare un Jedi, ma prima di tutto, dopo che c'è il dramma della perdita del suo maestro, quella di portare avanti il suo sogno. Quindi la comprensione di un sogno, che è molto una cosa umana, Sì, perché i droidi non sognano, non dormono, non hanno come noi questa cosa onirica o il desiderio. E invece io voglio completare il sogno del mio mentore, del mio creatore. Mio creatore che scopriamo essere un Jedi, gli aveva detto: "Non andare mai sotterranei". Lui va, trova questa navicella, ecco che l'impero qui, tra perché l'altro è una classe lambda imperiale, quindi esatto. mh, Qui siamo perfettamente dopo ordine 66, periodo imperiale, si coglie anche dagli elmi. Io l'ho interpretato un po' come un inquisitore, sì, sì, perché alla nei fine sottotitoli è proprio identificato come inquisitore, inquisitore. Sì, sì, sì. che al doppiaggio, se non sbaglio, è la voce di Thanos. Mi è parso fosse lui il doppiatore Ah, italiano, non lo so, devo controllo subito. perché l'avevo visto in inglese, poi l'ho riascoltato prima in italiano e mi ho detto: "Thanos". Ecco che adesso dice: "Sono ineluttabile". Prova se mi confermi, se no magari ho preso un abbaglio. Controllo subito, controllo subito. Però per il resto, sai, il combattimento mi è anche piaciuto, per come è animato, per come è strutturato e il fatto che vengan distrutti dei droidi e lui poi un pochettino come questo androide Oddio, ci sono un astromeccanico si momento. Allora, risente. Dimmi. intanto è Alessandro Rossi che
forse ha doppiato davvero Thanos, devo controllare, potrebbe essere corretto. Io Ma non mi ricordo mai il intanto ho nome, notato mi ricordo un'altra solo la cosa. voce. Dimmi. Intanto ho notato un'altra cosa, che la voce di T0B1 è di Tiziana Martello, che è la doppiatrice di Omega. Non ci avevo Ah, fatto Omega. caso, però è vero, se uno ci pensa, eh sì, è vero, la voce di Omega. Non ci avevo fatto caso. Allora, vediamo subito, ma mi sa che Alessandro Rossi ha doppiato, però in uno solo dei due film, credo, se... Vediamo subito. Devo ricordarmi la voce, perché tra l'altro dovrebbe essere quella di Liam Neeson, cioè io mi Sì. ricordo la voce in base all'attore e quindi poi faccio fatica a ricordarmi il nome del doppiatore, però quando lo sento associo al personaggio. Ok, l'ha doppiato sia in Infinity War che in Endgame. Sì, chissà come mai ricordavo che avesse cambiato voce Thanos. Vabbè, può essere che magari qualche film precedente avesse una voce. Forse magari nelle scene che si vedeva post titoli di coda. Sì, sì, comunque sì, è la voce di Thanos, è vero, ci avevi preso, ci avevi preso. Perché quando è arrivato ho detto è Liam Neeson, ho detto Mhm. no, non è Liam, è Thanos. Ecco. Sì, 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 Allora però è aveva questo anche tono di Liam voce Neeson, sì, sì, sì. usata per il personaggio. E Sì, sì, questo sì. duello mi è piaciuto comunque, perché ti trovi questo personaggio sempre mascherato da inquisitore enorme che atterra con la sua nave contro questo androide piccolo ragazzino, puro ancora, perché ha la voce poi ho visto che nella versione originale è doppiato dal doppiatore di Goku bambino, mi pare. Se non sbaglio di aver letto che è informazione. Quindi è anche bello come poi potrebbe essere crossover, diciamo, e rende tutto ancora più interessante, emotivamente più forte. Anche noi avere Omega non l'avevo notato, neanch'io adesso che me l'hai detto rende ancora anche quello più interessante e più puro il personaggio, che si trova a combattere e lui non è che lo sta combattendo perché abbia rabbia o perché voglia eliminarlo, si sta difendendo. Cioè questo è arrivato, sta distruggendo tutto e lui si difende come può. E anche alla fine, quando a pezzi poi si riassembla, gli fa: no, un droide non può essere un Jedi. Lui invece vince, prende e fa: ok, che abbiamo finito, adesso andiamo, portiamo avanti il nostro sogno con il nostro maestro da un'altra parte. Ed ecco che anche lui, come gli altri due precedenti, gli episodi precedenti, comincia un nuovo viaggio. È finito sul pianeta, nuova consapevolezza, nuovo viaggio. E questo è forte. Mm. Tra l'altro, la voce del professor Mitaka è la stessa di Griff Karga, cioè Paolo Marchese, e per chi sta seguendo anche la serie è la stessa dell'osservatore in What If, stessa voce, Paolo Marchese, sì, 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 sì. Dunque, la nave del professore T16, chiedo scusa, io sono abbastanza scarso con i veicoli e le navi. Non Non riconosco è- neanche i modelli di auto quasi, quindi Ah no, quello figurati, cioè, so giusto a malapena qual è la mia, poi per il resto... Dunque, so che sono cose diverse, però un droide che voleva diventare Jedi, sì, Skippy, è vero, Skippy che tra l'altro è il bot del nostro gruppo Telegram, sì, Skippy, proprio lui. Però sì, è vero, un altro droide che voleva diventare Jedi, sì. se no c'era R6 che nel Legends era il droide Sì, Jedi, sì, sì, rosso, sì, sì, rosso sì. 5. È Skippy? Skippy, Skippy. Ah, ecco, non Sì, sapevo sì. come Sì, sì, che è R6 R5 di o 4, mi R5. sa. R5 di 4, mi sa, Non mi ricordo più, io ho fatto un po' di Vediamo, confusione, R6 vediamo l'altro. subito. Skippy su Wikipedia. Che erano le cose Legends ormai passate, poi andando avanti. R5D4, sì, sì, R5. sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, ma anche perché è lo stesso che vediamo in The Mandalorian e viene chiamato R5, quindi sì, sì, sì. Ah, è vero, E quello certo, ce l'ho lì anche è lì. quello che si scassa in episodio 4, quindi Sì, 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 esatto, me lo ricordavo nell'episodio 4 in Mandalorian, non mi ricordavo, mi sembrava R6, sì. invece Che R6 è droide quello che Jedi, aveva. appunto, sì, sì, che vuole fare il droide Jedi, invece nel canone è un membro della ribellione poi. E, tra l'altro esplode, nel senso fa partire il motivatore, in Sì, realtà si autosabota e questo lo leggerete da un certo punto di vista, una delle prime storie. che è questo qui.
Sì, quello, esatto, che esce in italiano a novembre, mi pare. Sì, e leggerete un racconto appunto in cui Skippy, cioè Skippy R5D4, appunto su richiesta di R2D2 decide di sabotarsi in modo tale da appunto permettere a R2 di compiere la propria missione, dopodiché fugge dai Javas e si unisce alla ribellione. Sì. Infatti c'è una teoria che mi aveva fatto morire dal ridere, perché lo vediamo sia nel Sandcrawler dei Java del secondo episodio di The Mandalorian, sia su Esatto. Tatooine alla taverna nel quinto episodio della prima stagione. Allora c'era già chi diceva che in realtà era la Nuova Repubblica che stava facendo pedinare Mando da R5D4. Sarebbe stato veramente bellissimo, divertentissimo. Quindi Ci insomma, speravo anch'io, mi ricordo sì. anch'io che avevo notato, speriamo che sia così, probabilmente in realtà Semplicemente hanno avevano riutilizzato due volte esatto, lo stesso, sì. detto E dobbiamo poi però mostrare qualcosa. effettivamente hanno confermato comunque che quello l'aveva già confermato, se non sbaglio, Jon Favreau su Instagram per la prima Mh-mh. stagione, che quello fosse R5D4 Nella seconda lo chiamavano. nel secondo proprio veniva sì identificato. Poi a me lo stile dell'Inquisitore ha ricordato un po' il design della nona sorella. Vagamente forse, sì, non proprio, però sì, può ricordare, vabbè, molto corpulento, molto, sì. Poi tutto richiama, esatto, sì, una cosa che stavo per dire, ci sono tantissimi richiami a Tatooine, a episodio 4, sì, il poncio di T0B1 è simile a quello di Luke, il modo in Abbiamo cui i 2 soli, 2 lune anche sì, vediamo i due probabilmente. soli, esatto. Il modo in cui viene ucciso poi il professore, no? Che T0B1 vede la casa distrutta, no? E mi ricorda molto appunto, no? le rovine fumanti della casa dei Lars, poi non hanno mostrato lo scheletro, ma meglio così. Da notare che l'inquisitore è stato così gentile da preparare già una sepoltura al professore. E infatti quello anch'io mi son domandato: "Ma quanto tempo è passato?" Cioè non mi sono effettivamente da quella scena ho detto: "Chi è che ha fatto la sepoltura?" Perché lui era sotto e ho pensato: "Vabbè, un androide effettivamente magari si è spento per un tot ed è passato un po' di tempo." Però l'unica scena che mi ha un attimo spaesato. Non ho capito bene, Allora, penso fosse presumo, caduta in qualche modo e abbia creato poi quel sepolcro. presumo che sia stato fatto ovviamente per non mostrare il cadavere. Certo. Quindi hanno mostrato una roba molto edulcorata e vediamo già la sepoltura. Non so se magari qualche droide, perché in realtà erano tutti distrutti i droidi, forse ma L'unico era giù con lui. eh sì, l'unico apparentemente, boh, magari qualcuno lì un po' malconcio è riuscito a finire appunto, a Però la finire. cosa interessante lì è che prima all'inizio dicevo abbastanza drammatico, è il fatto che ti presenta questo professore, questo creatore e dice: "Non andar giù". Lui scende, quindi alla causa di quello che accadrà, lui molto sereno gli dice: "Tranquillo, stai qui", lo chiude, sai che andrà incontro a un destino drammatico, lui sa di essere più o meno la causa e guarda tutto distrutto, ma vede questo flashback veloce dove lavorava il suo, per l'appunto, creatore, professore. E mi è piaciuto perché in poche immagini comunque ti creano questo legame con un personaggio che non Mh-mh. conoscevi fino a pochi minuti prima, un episodio comunque circa un quarto d'ora dura, quindi riuscire in così poco tempo a creare un legame del genere per me è importante, per me vale. Sì. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro anche il fatto che lui comunque non si senta troppo in colpa in realtà per ciò che è successo, secondo me è anche giusto così, perché è normale ovviamente, cioè penso sia umano, poi lui non è umano, ma quasi, comunque è umano sicuramente provare sensi di colpa, no, per eventuali avvenimenti negativi che anche indirettamente magari sono causa nostra. Però secondo me è sempre giusto ricordare che quando avviene una cosa del genere, no, non è colpa di di chi è sceso di sotto, capito? È colpa di chi è arrivato poi a compiere il misfatto, quindi è anche giusto così, secondo me. Sì, anche giusto così.
E, tra l'altro, anche la nave che è nella casa, di cui mi sfugge il nome, mi sembra sia la stessa che usava Luke su Tatooine per volare. E dicevano forse prima lo Skyhopper, però appunto io non sono sufficientemente esperto di veicoli per confermare o smentire. Quindi se qualcuno, tipo Darman, che invece è fissato con veicoli, navi, eccetera, anche Jabba dice lo Skyhopper, quindi ok, dovrebbe essere quello. Sì, comunque citazioni, riferimenti, ecco. Molto, molto appunto episodio 4. Sì, sì, sì. Allora, tra l'altro, per quanto mi riguarda, perché in realtà non ho ancora detto la mia su questo episodio. Esatto. Sì, sì, abbiamo cominciato a parlare, poi devo dire che ho trovato molto interessante. Mi aspettavo di peggio, anche perché davvero ne avevo sentito. L'ho visto in questa settimana, perché prima non l'avevo ancora visto. L'ho visto questa settimana, ne avevo sentito parlare malissimo. Ma ho visto anch'io che effettivamente gira una cattiva nome a riguardo. Sì, quindi avevo detto, ma chissà che schifezza sarà veramente una roba orrenda, invece no, invece no, invece no. Tra l'altro ciao Matilda, che è arrivata adesso. No, invece mi aspettavo ben di peggio, è stato un episodio gradevole secondo me. Non ci trovo nulla di particolarmente sbagliato, insomma. Ho sentito più persone criticare la questione degli effetti sonori, che a quanto pare sono sembrati poco Star Wars. In realtà non ho notato particolarmente questa, diciamo, alienazione, ecco. Non ci ho fatto caso più di tanto. Non so tu, Emilio, cosa ne dici degli effetti sonori? No, neanch'io, ma perché comunque forse ero già partito con l'idea che i suoni non sarebbero stati esattamente quelli che siamo abituati a Star Wars. Cioè, quando han presentato Star Wars Vision e mi han detto: "Guarda, sarà una reinterpretazione orientale", io mi aspettavo completamente diverso, di non Sì. ritrovare mai colonne sonore già utilizzate, i suoni diversi, perché giustamente le spade laser, in generale quasi tutte, hanno un suono diverso. Io adoro quella di Sì. Luke verde, perché questo suono che è veramente caratteristico, un po' alla Darksaber. Quindi le reinterpretazioni, tutti i rumori, tutti i suoni avrei voluto vederle di più. E invece Mhm. secondo me, su quel punto di vista, almeno in tutti gli episodi che abbiamo visto, c'è un ritorno di mixaggio audio, di suoni usati a cui siamo abituati. Però Sì, magari io anche qualcuno di più avrei voluto sentirlo diverso, un suono a cui la spada che si accende magari più poetica, quasi a ricordare lo yin e lo yang, non lo so, qualcosa di particolare che non mi sarei aspettato, più Mhm. orientale. Quindi non mi ha dato fastidio. Non ci ho fatto neanche troppo caso. Quel poco che ho sentito io però l'ho apprezzato. Mhm. Un'altra citazione alla famiglia Skywalker: il braccio mozzato di T0B1 sono dettagli, ma sono sempre cose che ritornano alla vecchia trilogia. Sì, sì, è vero, è vero. Diceva il boink boink dei passetti di T0B1 all'inizio suona un po' strano, ma fa parte di tutta l'estetica del corto. Sì, ma infatti non l'ho trovato fuori luogo per questo motivo, perché comunque mi è parso appunto ben inserito, insomma, in quello che è il contesto della puntata. Sì, si Quindi muove comunque tutto con una certa leggerezza. Sembra un po' mhm. ambientato su una nuvola. Non so, Sì, all'inizio è tutto sì, sì, è molto più molto leggero, etereo, una devo gravità dire. diversa a cui siamo abituati. Sì, sì, sì. Buonasera al Tempio Nerd, benvenuto, benvenuto anche questa sera. Dunque, stavo dicendo, perché poi mi sono interrotto. No, no, vabbè, ma mi sono interrotto, ho colto qualche commento dalla chat, appunto, che comunque mi aspettavo ben di peggio, l'ho trovato gradevole come episodio, anzi mi ha soddisfatto pienamente. Molto anche, certo, molto appunto leggero, molto con questo sentore etereo, però allo stesso tempo è meno leggero di quanto possa sembrare, secondo me. Poi le citazioni a Pinocchio, vabbè, nettissime, devo dire, e le ho anche apprezzate molto.
E sì, l'estetica, devo dire, anche io ho pensato subito al professore che è il globulo rosso vecchio o il dottore anche di Esplorando il corpo umano, che poi mi ha sempre fatto morire la questione che sono gli stessi personaggi ma solo, no, in scala ridotta, quindi quelli che nella realtà sono i balordi, no, i ladri eccetera, poi sono i virus esatto. e i batteri e tutto quanto nel corpo, sì sì sì, come il globulo rosso vecchio sapiente, no? E poi il medico al di fuori, sì sì. Molto simpatico quello, e appunto mi sono piaciuti anche questi richiami e tutta questa aura, no? Molto, appunto, colori molto chiari dell'episodio, è stata un po' particolare, devo dire, particolare. E l'unica cosa, mi sarebbe piaciuto approfondire un pochino la differenza tra appunto T0B1 e altri droidi, perché è palese che ci sia, avrei preferito qualcosina, cioè se dovessi definirlo con un termine Marvel lo chiamerei sintezoide, mi ricorda molto Visione, no, da questo punto di vista. Avrei preferito giusto magari quella singola, io sono no, fanatico della teoria per cui ogni difetto può essere sistemato con una linea di dialogo messa al posto giusto, no? E quindi sarebbe bastato dire, no, dopo questi nuovi, che ne so, potenziamenti, questa nuova tecnologia che sto sperimentando, no, da parte del professore, ti avrebbe potuto far capire che qualcosa di organico appunto c'era, perché esatto, la forza è Infatti in tutte le cose viventi. me lo aspettavo quando c'è la parte onirica, che loro Mm-hmm. stanno parlando, che lo vedi Toby, bambino vero, cioè l'anima di un bimbo vero, diran qualcosa, niente. Vabbè, anch'io però sono rimasto poco convinto, cioè avrei messo giusto una frase, non so: "Sei stato fatto col cristallo Kyber, che contiene un'anima, quindi hai il cuore fa", mi andava bene anche Mm-hmm. quello, giusto per Sì, 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 caratterizzarmi sì, che, sì. come hai detto tu, Visione, la gemma che La dava Gen. tutto, quindi fai Kyber Crystal. Funzionava secondo me, Sì, era sì, sì, credibile. sarebbe stato sì, un bel riferimento anche, sì, 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 sì. E ah sì, vabbè, poi il mio momento adesso, perché il dialogo, o meglio il dialogo, il monologo, la spiegazione del professore su cos'è la forza, e io tutte le volte che risento quello, no? La forza è ciò che dà al Jedi la possanza, di oh, sì, sì, tra l'altro in italiano, infatti, possanza, ricordiamoci, perché nei sottotitoli mi sa che c'è scritto tipo la forza è ciò che dà al Jedi i suoi poteri, credo, una roba del genere, nei sottotitoli italiani. Invece nel doppiaggio c'è scritto la forza è ciò che dà al Jedi la possanza, quindi sì, 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 su quello hanno mantenuto fedelmente il termine utilizzato nel 77. E vabbè, io la ricordo sempre, no? La puntata di The Mandalorian, la quinta della seconda stagione. Io la settimana prima, durante la live per commentare la quarta, dicevo: ah, la prossima, vabbè, lo sapevamo tutti, ci sarebbe stata Ahsoka. Ho detto, io esigo che Ahsoka faccia la spiegazione, no, di Obi-Wan sulla forza e dica la forza è ciò che dà al Jedi la possanza. Non me lo sarei aspettato in questa serie, ma c'è stato anche qui. Quindi sì, è andata bene, bene. Poi, sempre Davide ci dice: il tema della famiglia è molto presente in questa puntata come nella saga. Sì, importante il legame padre-figlio, come piacevole il legame tra droidi, presente anche in Solo. Sì, 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 è vero, è vero. E uno dei pochi messaggi interessanti, secondo me, contenuti in episodio 9, qua viene ripreso, cioè ci sono cose più forti del sangue, ed è vero, sì, sì, sì. Qua il legame padre-figlio, ok, che richiama comunque il legame tra Geppetto e Pinocchio, che di fatto è un legame padre-figlio, anche se non è un bambino vero, eccetera, ma è ciò a cui tende, ciò a cui aspira. Qui anche non è un bambino vero, però di fatto è suo padre perché l'ha creato, ma è anche proprio un rapporto di padre-figlio, direi. Sì.
Sì, sì, molto, vabbè, il legame familiare, questi temi sono sempre molto, molto presenti nella saga, a volte anche troppo, ma in questo caso ci stava, insomma, non stonava. Non so tu, Emilio, No, sei... stavo Sì. pensando su questo, sono d'accordo. Poi non ho però altro che mi venga in mente da aggiungere. Cioè, Mhm. comunque questa qui è una favoletta che Sì, inizia un suo racconto, una sua sorta di morale, il fatto comunque di trovare la propria strada, il proprio sentiero e di rimanere, alla fine lui rimane anche positivo, cioè tutta la sì, negatività che ha è sempre positivo, seguo il sogno, vado avanti, qui abbiamo compiuto, andiamo da qualche altra parte, portiamo la nostra gioia, se vogliamo, la nostra scoperta, il nostro modo di vivere da qualche altra parte, andiamo a conoscere e a far conoscere. E quindi quello che diventa interessante, perché quel mondo che come Tatooine di Luke diventa piccolo, quindi devi andare a esplorare. Però lì dove parti non dimenticherai mai le tue origini, come lui non dimenticherà mai il suo creatore, tutto quello che ha iniziato. È una favoletta che funziona e che a me, sì. vista da quest'ottica, piace. Mi ha anche risvegliato comunque dei ricordi da bambino, non soltanto legati al corpo umano, ma alla favola di Pinocchio e tutto quello che poi concerne con la fata, che qui potremmo dire che anziché la magia è la forza, con questo Sì, momento che lo trasforma non sul piano fisico, ma spirituale in un bambino vero. E quindi è sì, sì, sì. toccante. Ma sì, ma infatti non c'è bisogno di raccontare sempre i massimi sistemi. Certe volte basta una storia molto semplice ma ben raccontata per lasciare comunque diciamo un buon sapore, no? Quando viene poi fruita. Sì, 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 ti lascia quel sentore, no? Eh, non c'è bisogno, appunto, mantenendo la metafora culinaria, non c'è bisogno di preparare sempre dei piatti super elaborati, no? A volte anche un buon piatto di pasta al Esatto, sugo basta e avanza. non sono sicuro che sia quel gusto che te lo ricorderai per sempre, però Mhm. visto così comunque secondo me te lo gusti, poi tra questi 9 sicuramente ce ne saranno altri che verranno ricordati, saranno preferiti, questo potrebbe essere quelli che cadranno nel dimenticatoio. Sì. Però visto così non mi sento neanche di dire, cioè ho preferito questo io alla Sposa del villaggio, perché La Sposa del Mhm. villaggio, nonostante la seconda parte mi sia piaciuta, l'ho trovato un po' altalenante tra la prima e la seconda. Questo inizia e finisce, ha comunque sempre il suo modus abbastanza coerente, va, non dura tanto, mi è piaciuto e funziona. Non lo riguarderei, è il piatto della nonna, esatto, lo mangi, lo gusti, a posto. È sempre lo stesso, ma è sempre buono. Sì, 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 sì. E non è magari il piatto più elaborato del mondo, però è buono. Sì, sì, ma infatti è così, secondo me. Ci sono trame, storie, narrazioni che cercano di essere molto più complesse, molto più intricate e non ottengono però la stessa resa, secondo me. Quindi sarà appunto anche una favoletta, però è carina, carina. Quindi appunto, ti lascia comunque una buona impressione dopo che l'hai visto. E non è neanche, ecco, effettivamente forse è anche uno degli episodi che richiede meno impegno, diciamo, mentale da parte dello spettatore. Sì, sì, da quel punto di vista non l'ho trovato particolarmente pesante come altri episodi che pur non essendo noiosi, pur non essendo brutti, però comunque pesanti perché presumevano qualcosa in più, insomma, qualcosa in più. Allora, di questo episodio, a giorni dalla visione, ricordo l'immagine del maestro che comunica attraverso la forza. Mi ha ricordato Ezra con Yoda in Rebels, sì? Sì, sì, è vero, è vero. Non ho pensato subito a Ezra e Yoda, però in generale ho pensato in realtà più a Obi-Wan su Hoth che parla a Luke, no? Tu andrai al sistema Dagobah, eccetera. Perché è Poi un primo sì, riferimento effettivamente perché sono entrambi morti. Invece Yoda in Rebels era vivo, quindi sì. effettivamente era qualcosa di un po' diverso dovuto più che altro dal tempio, che faceva da amplificatore tra i due.
E invece anch'io ho pensato come te prima a Obi-Wan, perché abbiamo entrambi due mentori che hanno lasciato il loro apprendista, il loro pupillo, qui se vogliamo dire anche il loro figlio, la loro creatura, però che riescono a comunicare anche dall'aldilà. Sì, sì, sì. Qua Dharman non è d'accordo con te riguardo, presumo, alla sposa del villaggio. Dice che è un viaggio molto introspettivo, che la sua risoluzione è nel riaccettare la forza e fare ciò che è giusto. Ma in realtà, appunto, Sono d'accordo con quello è che hai una detto cosa che prima, abbiamo poi, già, che e abbiamo poi già è detto tutto prima. soggettivo, Sì, poi sì, quello che ho sì, detto io, quindi è puramente gusto. Prima però abbiamo parlato sì, dell'introspezione sì, sì. del viaggio della sposa, poi comunque non l'ho apprezzato. Sì, sì, no, infatti è qualcosa che abbiamo affrontato precedentemente. Bene, allora, io in realtà grandi cose da dire non ne avrei ulteriormente. Se in chat avete domande, osservazioni, fatele ora o tacete per sempre. Ecco, Matilda ha pensato addirittura a Obi-Wan e Qui-Gon, e anche quello, ad esempio su Mortis, no, Qui-Gon, vediamo proprio lo spirito che parla con Obi-Wan, poi in generale sappiamo che ha comunicato anche in altri momenti, e quella di Mortis era una situazione molto particolare. Sappiamo che poi ha proprio addestrato Obi-Wan anche nella tecnica di mantenere la propria coscienza, la propria individualità dopo essersi riunito alla forza. Però sì, anche quello può essere effettivamente un duo, insomma, che viene richiamato. No, vabbè, non importa se sei No, arrivato in figurati. ritardo, recuperati poi se ti va ovviamente la prima parte, così avrai magari una visione un po' più completa di quello che abbiamo detto, ma non è che ci sia nessun problema, anzi. Niente, dicevo appunto, questo è interessante. Questo Matteo, infatti. non ho ancora iniziato Visions, datemi 3 motivi per iniziare la visione. 3 motivi. Vediamo un po'. Il primo, quello che abbiamo detto all'inizio, comunque è il fatto che abbiamo questa reinterpretazione. Cioè possiamo Mhm. tornare su quello che abbiamo comunque argomentato prima di te, Giovanni, il fatto che se l'Occidente aveva interpretato molte cose orientali, Kurosawa, eccetera, qui abbiamo l'Oriente che si riprende alcuni schemi e li riprende a suo modo, comunque interessante in questa antologia, che sono 9 episodi, scorrono abbastanza bene, non hanno una durata eccessiva. Certo, qualcuno lo ricorderai di più, qualcuno di meno, ma in tutti c'è qualche elemento positivo. Io prima Mhm. citavo La sposa del villaggio, che ho appena detto non mi è piaciuto, all'inizio lo trovo così e così, però il finale prima l'ho elogiato, perché il finale mi è piaciuta la seconda parte. Quindi questo potrebbe già essere un punto di partenza, perché vuoi o non vuoi, in ogni episodio ci sarà un elemento, almeno un elemento, che può cogliere il tuo favore, il tuo gusto. Ed io ero uno Sì. che non era tanto positivo di questa serie. Ho visto comunque 4 episodi e mezzo, mi è piaciuto di più uno che l'altro, ma in tutti comunque ho un elemento che posso dire ha funzionato. Mhm. Poi ti dico io il secondo motivo, invece. Dunque, il secondo motivo, secondo me, è che ti mostra appunto delle visioni anche molto diverse da quelle, come dire, più classiche, no? A cui siamo legati. In qualche modo, certo, dei richiami ci sono, ma ti mostra comunque qualcosa di nuovo. Non tutto può piacere, anche a me non tutto è piaciuto, però in generale ci sono state tante idee interessanti che vorrei rivedere, appunto, magari in opere canoniche. Ad esempio la questione proprio delle spade laser, adesso non stiamo poi a spoilerare perché probabilmente non so quanto tu abbia sentito, Matteo, però adesso la questione delle spade laser comunque che nel nono Jedi appunto cambiano colore in base all'utilizzatore, che è una cosa che non abbiamo ancora mai visto, secondo me è interessante, e prima abbiamo anche spiegato appunto quali potrebbero essere i motivi, no? Ed è comunque un esercizio, come dire, un esercizio anche intellettuale interessante, quello di confrontarsi con visioni differenti e provare a capire come conciliarle con quello che è la mitologia della saga, che ormai è stabilita da molti anni e va ben oltre
i film, va ben oltre i romanzi, i fumetti, le serie TV, va ben oltre il canone Legends, cioè c'è proprio un immaginario condiviso tra tutte le opere. Poi certo alcune cose sono differenti, ma c'è questa mitologia che va espandendosi in modo appunto condiviso. E Visions fa il suo, secondo me, in modo più che accettabile, anzi anche bene, lo fa bene il suo. Terzo Diciamo che motivo poi te lo dà esatto. Matilda, è un viaggio estetico interessante. Perché esatto, vale solo per il viaggio, nel senso che io consiglio comunque a tutti di vederlo, perché sono Sì. talmente differenti questi viaggi, che magari una cosa che io vi dico: "A me non è piaciuta", mi dite: "No, a me è piaciuto un casino, non è piaciuto l'altro", perché essendo così diversi esteticamente Questo ad esempio, che secondo esatto, Matilda sempre l'inizio Matilda della sposa del villaggio è migliore della fine, quindi perché è completamente diverso da quello che uno cerca nel viaggio. Quindi non possiamo neanche andare a dire: "Guardalo perché questo è bello". No, guardalo e dici tu se ti è piaciuto. Dici tu se l'esperienza che hai vissuto ti ha lasciato qualcosa di positivo, in che punto. È quello che lo rende comunque una visione anche per lo spettatore, che io ripeto all'inizio della sposa, questa passività del protagonista che osserva, siamo noi spettatori che osserviamo e poi viviamo questo viaggio. Quindi credo che sia interessante, assolutamente da vedere, son 9 episodi, vanno, magari con un po' più di calma, come sto facendo io quest'anno purtroppo non io vorrei anche vederli, ma per mancanza di tempo faccio fatica, sto andando un po' più lento, io ma comunque, a proposito della fruizione, questo l'ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo, non l'ho detto oggi, perciò lo ribadisco soprattutto per questo motivo. Se, a meno che proprio non vi conquisti e non vi catturi da volerla bingiare tutta in un giorno, in totale sono 2 ore e mezza, 2 ore e 40, quindi se avete 3 ore di tempo potete spararvela tutta. Però se a meno che non vi conquisti a tal punto, io vi consiglio 1 o 2 episodi al giorno al massimo. Se potete 1, perché è vero che ci mettete 9 giorni a guardarli tutti, però vi consente di focalizzarvi, di concentrarvi bene su tutto ciò che vi mostra questo episodio. Perché sono episodi densi, quasi tutti, a parte di questi 3 forse solamente il sesto non era particolarmente impegnativo, direi, appunto T0B1. Invece direi che La sposa del villaggio e Il nono Jedi eran comunque impegnativi, ecco, perciò 1 o 2 per volta, secondo me, al giorno, appunto intendo, o anche in momenti differenti della giornata, se potete, secondo me funziona meglio, funziona meglio. Ogni volta avete la mente abbastanza fresca da potervi godere l'episodio concentrandovi bene su tutti i significati, i riferimenti, invece le novità, le differenze. Quindi cosa ne pensate della musica di questi 3 corti? Quale dei 3 vi ha colpito di più? Allora, in realtà anche di questo abbiamo fatto solo un accenno, però abbiamo sostanzialmente detto che ci sono comunque dei richiami sonori, sicuramente, alle colonne sonore degli episodi delle trilogie, insomma, dei film, quindi della saga degli Skywalker. E tra i 3 la colonna sonora che ci ha colpito di più è quella della sposa del villaggio, che forse è anche quella che in parte si distacca di più, ma ha questa colonna sonora perfettamente azzeccata per l'atmosfera. Quando è ad quella che esempio sì, vai. sì, volentieri, perché, degli altri 2 okay, Nonno Jedi funziona, è funzionale. Invece quella di Toby funziona nell'universo che è anche lì, però non mi piace quanto quello del Viaggio della sposa, che invece richiama tutto anche un concetto, se vogliamo, di natura, cioè la musica che in questo contesto naturale del pianeta, questa evoluzione del personaggio, che poi alla fine riprenderà le redini per poi ripartire un nuovo viaggio, è la più interessante.
quella che si adatta di più al concetto che vogliono esprimere, secondo me. Mm-hmm. Sì, 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 sono d'accordo. Poi, dunque, c'è una domanda off topic, magari rispondiamo per ultima, non per cattiveria, ma perché ci manteniamo prima di tutto in topic. Avete parlato del distaccarsi dagli Skywalker. Eredità in parte non si è un po' staccata per poi andare per la sua strada? Sì, ma no, perché comunque c'è Cade Skywalker che è l'ultimo erede di Luke Skywalker. Abbiamo anche come si chiama già? Anya Solo, giusto? Mm-hmm. Ecco, quindi in realtà sono sempre quelli, sono i discendenti molto 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 nel futuro, cioè comunque 130 anni, 140 anni dopo l'episodio 4. 150 IBY tipo era. Sì, era dal 137, 137. sì, comunque all'incirca 130-140 anni dopo, appunto. Però di fatto i Sì, io personaggi sono quelli, le ricordo tematiche Cade sono che alla sempre fine la sua quelle. importanza era il fatto che comunque fosse uno Skywalker. Sì. Cioè non era tanto era il protagonista perché ha queste origini, il ciclo dell'eredità poi. Effettivamente aveva trovato una sua strada, sì, però quando uscì anch'io lo lessi perché era legato agli Skywalker. Non so se l'avrei letto con qualcosa di completamente diverso. Funzionava per come è anche rappresentato per quel motivo, perché Cade Skywalker Ecco, cioè dal 45 al 150. Sì, sì, sì. Comunque esatto, Cade è pur sempre uno Skywalker ed è un nome che non è facile da portare. So che non sarebbe comunque facile perché creare nuovi personaggi completamente slegati ma che al contempo mantengano un po' l'immaginario della saga non è qualcosa di così semplice, però a un certo punto secondo me sarà necessario. Per quanto riguarda il futuro della saga, attenzione. No, condivido, perché alla fine stiamo ormai secondo me un po' troppo parassitando. Sì. Poi Cioè siamo attenzione, per quanto arrivati riguarda il passato, ad esempio l'Alta Repubblica ha già tagliato sostanzialmente i esatto, ponti con quasi tutti i personaggi. È vero, ci sono, sì grazie, c'è Yoda, ok, c'è Yarel Puff, Yara il c'erano i Puff, però non sono così sì, importanti esatto, tranne c'è per Oppo qualche evento. Rancisis che è a mani basse il personaggio più importante della storia galattica. Sì, comunque, sì, abbiamo la famiglia Santecca, abbiamo la famiglia Starros, però comunque famiglie sì, ma non di personaggi, cioè ci fosse ad esempio nell'Alta Repubblica incontrassimo a un certo punto un personaggio che si chiama Tizio Skywalker, non c'è bisogno, capito? Non c'è bisogno, a parte che sarebbe uno schiavo su Tatooine probabilmente, però non ce ne sarebbe bisogno secondo me. Quindi poi, dopo queste osservazioni, quale di questi 3 episodi vi ha colpito di più? Anche questo l'abbiamo detto durante, però lo ripetiamo, per entrambi, se non sbaglio, il nono Jedi. Quindi, Esatto. sì. Per entrambi il nono Jedi. Poi non vedo qualche osservazione, ma non vedo ulteriori domande, quindi rispondiamo alla domanda off topic, direi, e poi chiuderei qui, insomma, la diretta. Perciò, se avete proprio l'ultimo guizzo, fatelo ora. Valerio ci chiede, da Acolyte, vi aspettate la comparsa di Darth Plagueis? Allora, intanto dipende dall'anno preciso. Dipende dall'anno preciso che io sono convinto sarà il 100 BBY. Perché già lo Star Wars Book che inseriva la fine dell'Alta Repubblica nel 100 BBY e l'annuncio che diceva gli ultimi giorni dell'Alta Repubblica, ho idea che sarà il 100 BBY. Noi non sappiamo l'età canonica né quella Legends precisa di Darth Plagueis, però volevo vedere un attimo nel Legends, lo guardo adesso. Dunque Darth Plagueis è morto è nato, scusate, tra il 147 e il 120 BBY. Quindi nel Legends potrebbe avere l'avremo tra i 20 e i nominato. 47 anni. Potrebbe però potrebbe essere apprendista più che Esatto. maestro.
quello maestro no di sicuro, intanto perché Palpatine nasce nell'82, BBY, quindi anni dopo. Potrebbe essere apprendista, sì. Ma lo Non lo vorresti so. vedere apprendista? Io mi sono domandato anch'io, perché vorrei vederlo, sì, ma quello che continuo a chiedermi, vorrei vederlo apprendista, perché ormai si è creata questa mitologia su Darth Sì, questo Plagueis, da una maestro sola saggio, frase, potente. esatto, maestro saggio e potente. Poi è uscito il romanzo, che ricordiamolo è introvabile in Italia, quindi si è creato Sì. anche questo misticismo attorno a questo effettivamente romanzo, e ha moltiplayer edizioni forse, Sì, uniche sì, copie sì, che si trovano ancora. multiplayer. Sì, del E 2012 in lingua originale e mi pare del 2014 in lingua italiana. O ecco, sì, sì, 2013, comunque sì, siamo lì. di Lusseno, che comunque ha fatto un buon lavoro Sì. riguardo il romanzo, e diciamo quindi che c'è un interesse forte. Darth Plagueis, quello che torna sempre, che è Snoke a Darth Plagueis, cioè è forte come iconografia, non è forte come quella che fu Darth Vader, però ricordiamoci coi prequel, cosa accadde con Anakin, mostrarono in un certo periodo, cioè vai comunque a smorzare una forma, un'iconografia, un immaginario, un moto idealistico, e quindi mi chiedo: non è meglio tenerlo idealizzato nelle nostre menti? Perché o lo vedo come il saggio che deve essere, che ci hanno presentato, o vederlo come apprendista magari irriverente, inesperto, o che comunque compie degli errori, non lo so se nella mia idea andrebbe poi a coesistere, lo apprezzerei. Probabilmente sarei il primo a dire: storco un po' il Mh. naso". Mh-mh. Poi tra l'altro devo dire comunque che allora sì, vedremo sicuramente utilizzatori del lato oscuro, sicuramente qualche Sith lo vediamo, ma non vi aspettate, a mio parere, che i Sith siano i protagonisti. Questo o questa, io presumo questa perché si diceva che la serie avrebbe avuto una protagonista donna, Mh-mh. quindi io presumo che questa accolita non sia una Sith, sia sì una seguace del lato oscuro, ma non una Sith. E che magari avrà a che fare con i Sith, ma non saranno, cioè potrebbero essere presenze ricorrenti, sì, ma non saranno i protagonisti della serie, secondo me. Ho Sarebbe anche questa idea. interessante vedere qualcosa tipo come vediamo in Cassian Andor, ribellione diciamo, e lì una "ribellione" tra virgolette del lato oscuro, quindi muoversi queste cellule affiliate ai Sith Sì, che sì, si sì, 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 muovono che da staranno un punto di sicuramente vista già dando diverso. inizio al grande piano. Sì, 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 esatto, esatto. Come muovere dietro le quinte, Sì. nell'oscurità, tutti i pezzi, perché anche socialmente devono muoversi. E quindi preferirei così anche io, pochi Mh-mh. sit nell'ombra e vedere invece questo moto di sovversivo, di cambiamento che poi porterà l'Alta Repubblica, la Repubblica e poi la caduta fino all'Impero. Sì. Poi si collega a questo: in che anno Palpatine uccide il suo maestro? Durante episodio 1, solo nel Legends, nel canone non lo sappiamo. Nel canone allora è un po' difficile perché in realtà abbiamo appunto Plagueis e Palpatine. Palpatine che sicuramente sta già addestrando Maul, per ovvi motivi, e tra l'altro sta già anche addestrando Tyrannus, quindi Dooku. Quindi ci sono addirittura 4 Sith, probabilmente, minimo 3 contemporaneamente, se non addirittura 4, quindi la regola dei 2 va a farsi benedire, ma alla fin fine, un po' come in episodio 9, Palpatine, il suo unico interesse era la cosiddetta regola dell'1, che tra l'altro nel Legends, non lo sapevo, questo veniva anche citata, la regola Come dell'1. Dart, nel futuro, molto più avanti. Sì, 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 ma Dart proprio no, c'è proprio la regola dell'1 di Palpatine, proprio quella. di Palpatine. Sì, Ah, non mi sì, 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 ricordavo sì. quella. So che c'era un altro Sith che proprio era unico. Regola dell'1, sì, sì, quello, se non sbaglio era poi Darth Prototorus, Krayt, che Crate. sì, sì, ma no, invece qua c'è proprio la dottrina di Palpatine, sì, sì,
per rimpiazzare la regola dei due, sì, che a lungo termine, insomma, sarebbe stato l'unico Sith. Dooku Padawan in Acolyte, no, Dooku ha 2 anni nel 100 BBY, nasce nel 102, troppo ancora presto. un bambino. Sì, sì, sì. E già nell'ordine Jedi, perché viene preso dai Jedi praticamente subito dopo la nascita, perché il padre lo abbandona nei boschi di Serenno, insomma, però troppo piccolo ancora, sì, sì, sì. E comunque Dooku Padawan, non aspettatevi di vederlo, l'abbiamo letto o ascoltato in Dooku Jedi Lost, quindi per un po' non credo proprio, anche perché è molto approfondita, è la sua storia da Padawan, da quando ha Che bella. 12 anni in poi, è molto approfondita in generale la sua storia, poi anche quello da Padawan nella fattispecie. Anche lei andava ad approfondire i suoi conflitti. Sì, sì, Infatti l'ho apprezzato molto Jedi Lost. sì, sì, anche scritto proprio molto bello anche eccolo qui. Aiuto, è caduto qualcosa, vabbè. È molto bello anche proprio Opera proprio teatrale. scritto come sceneggiatura, sì, come pièce teatrale, esatto, esatto. Molto, molto, con anche alcune indicazioni cronologiche e non solo, insomma. Tra l'altro molto bello seguire l'audiolibro leggendo questo. Provatelo se avete entrambi, perché è un'esperienza, sembra quasi di essere, no, col libretto, quindi è una bella, bella esperienza. Detto questo, abbiamo superato le 2 ore. In più, domande in topic non ne sono più arrivate, quindi io andrei qua in chiusura. Prima di appunto salutare Emilio, vi ricordo intanto che ci vediamo settimana prossima, venerdì 8 ottobre alle ore 21, per commentare gli episodi 7, 8 e 9 di Visions. Per l'ospite vi faremo sapere perché bisogna ancora sbrigare, ci sono le ultime beghe, insomma, un po' ma comunque vi faremo sapere tempestivamente, quindi probabilmente il giorno stesso. A parte questo, lunedì 4 ottobre alle ore 15 esce un video da parte nostra, quindi rimanete anche sintonizzati su quello, e poi vabbè, gli aggiornamenti arriveranno man mano. Ricordatevi che lunedì 11 sarà un gran lunedì, perché ci sarà Era Imperiale il video, Era Imperiale l'articolo, e la sera ci sarà la live di Archivio Jedi, quindi un pienone, insomma, sì, sì, sì. Archivio Jedi, in cui si commenteranno le uscite del mese di settembre, che sono parecchie, sono anche molto molto interessanti. Tra queste Maestro Apprendista, ad esempio, è uscito il 16 settembre. Finalmente. Sì, finalmente, dopo una lunghissima attesa, dopo che Mondadori aveva fatto quel quiz che è un po' come dire, non voglio dire truffaldino, ma un po' fuorviante, diciamo così. Quindi io ringrazio naturalmente Emilio di Dan Bounce, che andate a seguire canali vari, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, sito Viola, vabbè, tutte quelle robe lì. Mi raccomando, andate a seguirlo. Seguite anche Star Wars Libre Comics, naturalmente. Quindi appunto io ti ringrazio, Emilio. Grazie a te Deboz, grazie a tutti i seguaci, gli affiliati, i Padawan di Star Wars The Brain Veri Comics, Jedi. i veri Jedi, esatto, di Star Wars The Brain Comics. È stata una piacevolissima chiacchierata come sempre per fare la disamina di questi 3 episodi. Sono felice di averli visti, così poi ho voluto vedere anche i primi 2, perché li ho visti in ordine non cronologico, il 4, 5, 6, adesso finirò di vedere il 2 e vedrò anche il terzo, e in questi giorni finirò Vision, un esperimento piacevole che ti Sì. tiene incollato ai momenti che li guardi, e credo che abbiamo districato al meglio anche in questa trilogia di oggi. L'altra volta mi ha preceduto il signor Giacomo,
che ha dato anche lui ottimi spunti di riflessione, quindi come sempre un colpaccio di Deboz e Star Wars e Brain Comics a portarvi queste analisi che funzionano e siamo contenti di intrattenere. Non è Star Wars se non si sballa l'ordine di è vero, se ci sarà mai una seconda stagione faremo 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, giusto. Bene, allora, quindi intanto tolgo il commento in evidenza, altrimenti come mi è successo anche con The Bad Batch mi rimane lì durante la sigla. Sì, quindi appunto vi salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo in live con un ospite che scoprirete. E niente, vi lasciamo alla sigla come al solito, che la forza sia con voi. Ciao a tutti, io nel frattempo cerco la sigla e continuo a salutarvi.